stante la mancanza di Stefano Vitali, che per motivi personali non è potuto essere presente al convegno, e comunque stante anche l'amicizia con la nostra presidente di oggi, Renata Codello, io la presento. È stata sovrintendente ai beni ambientali e architettonici di Venezia e Laguna e poi di Roma, e attualmente è responsabile istituzionale della Fondazione Cini, uno dei grandi istituti culturali, delle grandi istituzioni culturali di Venezia. A te, Renata. Grazie, ben ritrovati. Intanto io colgo l'occasione per ringraziare Raffaele Santoro, ma soprattutto anche i relatori di stamattina, che davvero ci hanno dato una carrellata dei grandissimi, straordinari archivi del nostro paese. Capita raramente, a dire la verità, a mia memoria non mi è mai capitato di sentire delle relazioni molto diversificate, ma anche così belle e interessanti per i nostri archivi nazionali, che dovrebbero, come ben sappiamo, essere trattati infinitamente meglio di quanto faccia il Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Titolo davvero bellissimo, Raffaele, gli archivi arsenali della democrazia. Non è un caso che il prefetto ci abbia onorato di un saluto, e quindi colpito davvero nel segno. E il tema di questo pomeriggio, anch'esso molto importante, dopo aver sentito le relazioni sui grandi archivi statali, il tema del rapporto tra pubblico e privato, e cioè temi, argomenti e riflessioni che uniscono due interlocutori che ancora comunemente si tende a tenere separati, ma che in realtà sempre di più e sempre meglio, per la grande forza che la cultura e la professionalità degli archivi pubblici è stata capace di riversare anche negli archivi privati, tendono invece a trovare punti di dialogo e di connessione. La Fondazione Cini, come sapete, ha una raccolta di archivi privati estremamente interessante, che va dalla musica contemporanea all'arte, al teatro, al melodramma, alla letteratura, e quindi sta sperimentando tutta una serie di nuove formule di ricerca, proprio che dimostrano ancora una volta, se casomai ce ne fosse la necessità di sottolinearlo, la grandissima e preziosa ricchezza di questi giacimenti. Prevalentemente le borse di studio, i ricercatori, prevalentemente stranieri, vengono a studiare i nostri archivi. Da 2 anni abbiamo avviato un nuovo archivio che riguarda il vetro del Novecento a Venezia, ed abbiamo già raccolto, per una serie fortuita di situazioni, i grandi archivi Venini, Paoli, Salviati, che praticamente sono un intero giacimento di come si immaginava, si realizzava, si produceva l'arte vetraria nel Novecento, scoprendo continui temi di ricerca. Quindi ancora una volta noi sappiamo quanto preziosi e importanti siano gli archivi, ma soprattutto dobbiamo sforzarci in ogni modo di divulgare questa capacità, questa qualità di questi giacimenti, e riuscire a farli diventare argomenti di studio, di divulgazione, di valorizzazione per un numero sempre più ampio di fruitori. Il primo relatore di oggi pomeriggio è il dottor Giovanni Paoloni. Il suo intervento: la scuola speciale per archivisti e bibliotecari, lineamenti di una storia. Tema importantissimo, quella della formazione delle professionalità. Prego. Allora, innanzitutto
Ringrazio molto della presentazione, ringrazio Raffaele per aver proposto l'organizzazione di questo convegno e per averci proposto come scuola di specializzazione in beni archivistici e librari. Questa denominazione sarà oggetto della parte finale del mio intervento. Ed è un invito che abbiamo accolto molto volentieri, per quanto oggi, come tutti sappiamo, sia estremamente difficoltoso mettere in piedi qualunque tipo di iniziativa grazie a una serie di vincoli burocratici, in gran parte a mio parere inutili, che abbiamo. E a questo proposito apro una parentesi per dire ai relatori che hanno bisogno del rimborso del biglietto ferroviario che devono compilare e firmare dei moduli che volentieri gli distribuirò, basta che me li chiedano, senza quello non possiamo fare nulla. Chiudo la parentesi e vengo a quello che è il nostro tema. In effetti i lineamenti, diciamo, la storia della scuola speciale per archivisti e bibliotecari è uno specchio abbastanza significativo, a mio avviso, del tema più generale della formazione degli archivisti nel nostro paese, che è poi un tema che non si è mai totalmente risolto, perché il problema della relazione fra formazione interna all'amministrazione e formazione dell'università è rimasto un tema di dibattito acceso e vivace per tutto il Novecento e non ha a tutt'oggi trovato una soluzione. Ha trovato tante soluzioni nei fatti, ma non ha mai trovato una soluzione normativa che fosse scrivibile e soddisfacente per tutti. Quindi forse un po' di considerazioni storiche da questo punto di vista possono aiutare. E qui veniamo. Allora, la vicenda storica di quella che fino a qualche tempo fa si è chiamato scuola speciale per archivisti e bibliotecari inizia con gli insegnamenti di archivisti, con l'insegnamento di archivistica, il corso di archivistica applicata affidato a Eugenio Casanova presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Il nome di Casanova è molto noto agli archivisti, quindi diciamo non c'è bisogno di spiegarlo. Però la collocazione del corso invece merita qualche spiegazione. Casanova, innanzitutto diciamo, la facoltà di scienze politiche, che in quel momento era una facoltà di nuova istituzione ed era in qualche misura un'invenzione del regime, sentiva la necessità di avere un insegnamento d'archivistica, e questo di per sé è già una cosa abbastanza significativa e da certi punti di vista anche singolare. Casanova era direttore dell'Archivio di Stato di Roma, da cui diciamo dipendeva funzionalmente ma non gerarchicamente, perché le due cariche erano indipendenti anche se erano sempre rivestite dalla stessa persona, il cosiddetto Archivio del Regno, che è il lontano antenato dell'Archivio Centrale dello Stato, non tanto lontano, e che era in qualche modo una derivazione dell'accomodamento che si era trovato nel corso dell'Ottocento per vedere quali potevano essere i rapporti fra l'Archivio di Roma e l'Archivio di Stato di Torino. L'archivio di una delle vecchie capitali, diciamo della capitale che era stata motore dell'unificazione, con la capitale politica identificata allora finale, che rimane tuttora diciamo capitale. Gli archivisti noteranno che il 1925-26 è anteriore al 1928, anno di pubblicazione del manuale di Casanova, e in effetti Casanova probabilmente il suo manuale lo fece anche in funzione del corso universitario. E lo fece anche in funzione del corso universitario perché uno dei problemi di Casanova era quello di cercare di far riconoscere la disciplina come una disciplina
accademicamente definita, non soltanto diciamo, per quello che riguardava le sue personali aspirazioni, ma più in generale, tant'è vero che Casanova presentò anche dei lavori per uno dei premi reali dell'Accademia dei Lincei, e lo presentò nell'anno in cui toccava le discipline giuridiche, e il lavoro non venne preso in considerazione per la valutazione, dicendo che si trattava di una materia tecnica e non di una materia che avesse a che fare con la teoria del diritto. Quindi diciamo Casanova era anche abbastanza consapevole delle difficoltà che questo avrebbe comportato. Tuttavia l'esigenza dell'università c'era, e Casanova si trovava da solo a dover affrontare la struttura del corso. Si desume dai libretti delle lezioni, che per quel periodo sono ben conservati nell'archivio storico dell'università, sottolineo per quel periodo. Lui prevedeva una parte del corso di svolgere appunto temi di archivistica generale, quindi soprattutto di teoria archivistica, la gestione degli archivi storici, formazione degli archivi. Si caricava anche di qualche cenno di paleografia e diplomatica, archiveconomia. Una parte del corso riguardava i materiali e i supporti scrittori, i problemi del restauro, e poi erano previsti una serie di laboratori pratici, e questo era molto sensato, da svolgersi presso l'Archivio di Stato di Roma, che naturalmente aveva sia le strutture che il patrimonio documentario per permettere questo tipo di svolgimento del corso. Nel 1927 la Facoltà di Lettere prende l'iniziativa di rispondere a questa esigenza dell'università attraverso che cosa? Attraverso l'istituzione di una sezione speciale per bibliotecari paleografi, che sarebbero quelli che poi sarebbero chiamati conservatori di manoscritti, e archivisti paleografi, come sezione all'interno della scuola di storia medievale e moderna, quindi come sezione all'interno di una scuola, di quella che oggi chiameremmo una scuola di perfezionamento. In realtà le università a quell'epoca erano meno indipendenti, nel senso che le cose le faceva il Ministero, però in quella specifica fase storica avevano una maggior libertà nel decidere i propri ordinamenti, per cui era sufficiente inserirli all'interno dello statuto dell'università. Questo corso era un corso biennale accessibile ai laureati in lettere e in giurisprudenza. Per accedere era necessario dimostrare la conoscenza del latino. C'erano due curricula, uno diremmo noi per conservatore di manoscritti, uno per archivista paleografo. Il curriculum archivistico è orientato principalmente alle discipline medievistiche, con insegnamenti di paleografia diplomatica, cronologia, cartografia medievale, storia delle istituzioni medievali, e poi c'era anche l'insegnamento di archivistica tenuto da Eugenio Casanova. Quindi quello che lui aveva insegnato da solo a scienze politiche era stato spacchettato, diventando un'intera sezione della scuola di perfezionamento in storia medievale e moderna. Questo curriculum fu soppresso nel 1940 e fu poi ripristinato nel 1947. Questo è abbastanza significativo perché fa parte di questa storia ondivaga che vi dicevo, che è una storia in questa fase strettamente legata all'esistenza e all'attività di Casanova, mentre poi dopo successivamente questo un po' cambia. La scuola speciale per archivisti e bibliotecari in effetti nasce dagli sviluppi della sezione speciale che abbiamo visto prima. Scopo della scuola, istituita in questa sua prima forma nel 1947, era quello di fornire la preparazione scientifica e tecnica, particolarmente paleografica, sottolineo questo aspetto, a coloro che intendono dedicarsi al governo delle biblioteche e degli archivi pubblici, sottolineo anche questo, e altresì di perfezionare coloro che, appartenendo al personale di questi istituti, quindi essendo sostanzialmente già archivisti di Stato o bibliotecari, nelle biblioteche pubbliche e statali, già possiedono tale preparazione. In effetti la scuola viene istituita e
una delle particolarità della scuola è che sono previste docenze di... in questa fase tutti i docenti sono supplenti, cioè appartengono o ad altre facoltà della Sapienza o ad altri atenei, e uno studio, scusatemi il bisticcio di parole, degli ordini degli studi dimostra che in realtà all'interno di questo panorama l'archivistica è sostanzialmente la materia meno importante. Questo non ci deve sorprendere, dovrebbe sorprenderci visto nell'ottica di oggi, ma non ci deve sorprendere visto nell'ottica di allora, perché in realtà in quell'ottica la vera preparazione scientifica era la preparazione di natura paleografico-diplomatistica, e questo perché pesava sulle discipline umanistiche l'idea, che era un'idea fortemente radicata nell'organizzazione accademica italiana fin dall'Ottocento, ed era un'idea che veniva, se la vogliamo prendere alla lontana, dalle letture che in Italia erano state fatte delle opere di John Stuart Mill, per cui l'estensione del metodo scientifico alle discipline umanistiche era possibile soltanto in determinate discipline, e diciamo fondamentalmente queste discipline erano le discipline che studiavano l'antichità e il Medioevo, quindi diciamo l'archeologia e gli aspetti paleografico diplomatistici. Bisogna dire che in questo senso la scuola speciale rifletteva una visione della formazione archivistica che era arretrata rispetto a quella delle scuole degli archivi di Stato. Io non dirò molto sulle scuole degli archivi di Stato perché sono da tempo in attesa della pubblicazione di uno studio di un nostro collega sulla storia della formazione interna dell'amministrazione, e quindi poi diciamo non vedo l'ora che lo pubblichi per poter poi lavorarci un po' sopra. Quindi diciamo su questo argomento dirò poco. Però una delle cose che tutti sanno è che la traduzione del manuale degli archivisti olandesi era stata fatta all'inizio del Novecento in funzione della formazione degli archivisti per la scuola dell'Archivio di Stato di Milano, e quindi diciamo che a Milano il problema se lo erano posto, e il tema della formazione dello studio dell'archivistica, che prima non c'era nemmeno nelle scuole degli archivi di Stato, era diventato un tema più, diciamo, l'archivistica nelle scuole degli archivi c'era entrata, e questo era già un grande passo avanti. In questo senso la scuola, prima la sezione, poi la scuola speciale per archivisti e bibliotecari, riflettevano una visione che non ho nessuna difficoltà a definire abbastanza antiquata della formazione degli archivisti, perché fondamentalmente vedeva gli archivisti non veramente come degli archivisti, ma come dei paleografi diplomatisti che così diciamo sapessero anche come muoversi in archivio quando lo sapevano. E dopo il 1947 viene finalmente istituita con un provvedimento legislativo, stavolta non più all'interno dell'organizzazione, diciamo, del riconoscimento stretto dell'organizzazione Sapienza, ma con un decreto del Presidente della Repubblica, viene istituita la scuola speciale per archivisti e bibliotecari, la quale ha come primo tratto caratteristico quello di essere sostanzialmente il prodotto di un connubio fra la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di lettere, perché la facoltà di giurisprudenza è particolarmente interessata alla formazione di persone che possano studiare dal punto di vista, diciamo, della storia del diritto, in particolare della storia del diritto in età medievale e della documentazione medievale, che siano in grado appunto di leggere e studiare la documentazione di un certo tipo, mentre la facoltà di lettere ha interesse soprattutto alla formazione di persone che siano in grado di leggere
codici antichi. E infatti nei primi ordinamenti della scuola, se uno va a vedere gli affidamenti delle materie, si rende conto molto bene che le materie di carattere archivistico venivano comunque affidate all'interno della facoltà di giurisprudenza, le materie di carattere bibliotecario venivano affidate partendo dall'interno delle facoltà di lettere, perché non pescava solo all'interno dell'ambiente romano. Gli insegnamenti di archivistica rimangono abbastanza ballerini nell'insieme e una vera stabilizzazione si avrà soltanto negli anni 70 e vedremo fra poco come. Quello che vedete nella parte di là dell'illustrazione è un'immagine tratta dal primo verbale del consiglio della scuola. Vedete, sono presenti i professori Morgan, preside, Monteverdi, Chabot, Ghisalberti, Bartoloni, tutti i nomi diciamo storici a noi noti. Esercita le funzioni di segretario Bartoloni, che era evidentemente in questo consesso quello accademicamente più giovane. Giustifica l'assenza il professor Calasso, quindi questo ci dice di quale, diciamo, la personalità scientifica di Calasso non la devo illustrare perché qui è nota a tutti. Questo ci dice quale fosse l'interesse della facoltà di giurisprudenza nei confronti di questa iniziativa. Sostanzialmente gli insegnamenti di archivistica all'interno della scuola speciale erano due: archivistica speciale con esercitazioni, archivistica generale e legislazione archivistica comparata. Questo assetto può sembrare curioso. Naturalmente rimane la preminenza dell'ambito medievistico e la cosa può sembrare curiosa perché in realtà l'archivistica speciale viene affidata a Giorgio Cencetti, il quale le insegna venendo come supplente da Bologna e la insegna nella chiave sostanzialmente medievistica che fa parte della sua, diciamo, del suo profilo scientifico, e quindi l'archivistica generale viene invece insegnata da Sandri, da Leopoldo Sandri, il quale dà a questa materia un taglio più modernistico, con molto azzardo si potrebbe dire anche perfino quasi contemporaneistico, tenendo presente che siamo all'inizio degli anni 50 e che quindi la contemporaneità all'inizio degli anni 50 arriva sì e no alla prima guerra mondiale, quando ci arriva, e dopodiché questo ci spiega anche la ragione per la quale tutta una serie di insegnamenti di carattere legislativo poi vanno a finire all'interno dell'insegnamento svolto da Sandri, il quale sostanzialmente svolge un programma che è complementare a quello di Cencetti. Questo lo abbiamo testimoniato anche in questo caso nei libretti delle lezioni. Legislazione comparata e a questo punto succede una cosa, una tipica vicenda universitaria. A un certo punto, siccome questi insegnamenti, come vi ho detto, non erano svolti da professori incardinati all'interno dell'università, ma erano svolti da professori incaricati, oppure erano svolti da docenti che venivano per supplenza da altri atenei, come era il caso di Cencetti, ogni anno era necessario fare un bando. A un certo punto viene fatto un bando e, contrariamente alla buona educazione accademica, su questo bando ci sono più domande. E questo richiede una soluzione di compromesso. Innanzitutto gli autori delle più domande vengono entrambi puniti, nel senso che la materia non viene affidata a nessuno dei due, pur essendo nomi estremamente autorevoli, e entra in ballo Leopoldo Cassese. Leopoldo Cassese, il quale è una figura
che adesso si comincia a riscoprire, ma diciamo ingiustamente trascurata, diciamo così. Cassese aveva un sacco di difficoltà all'interno dell'amministrazione archivistica perché durante tutto il periodo fascista era stato praticamente l'unico antifascista notorio all'interno di un'amministrazione che per di più stava dentro il Ministero dell'Interno, aveva una produzione scientifica caratterizzata nel senso della storia del Risorgimento e della storia contemporanea per quella che era allora la storia contemporanea, era diciamo portatori di orientamenti che erano sostanzialmente orientamenti di tipo marxista all'interno della teoria e fortemente anticrociani, quindi diciamo era un personaggio molto particolare. Fino a quel momento diciamo era noto come docente della comunità archivistica perché essendo direttore dell'Archivio di Stato di Salerno era stato incaricato di insegnare archivistica all'Università di Napoli. E quindi diciamo lui non era nuovo al mondo universitario, praticamente quello che gli viene chiesto è di spostare il suo insegnamento da Napoli a Roma. Forse c'era anche l'intenzione, siccome poi questo insegnamento gli viene affidato per 3 anni accademici consecutivi, probabilmente a un certo punto c'era anche l'intenzione di fargli un posto di ruolo e di chiamarlo in qualche modo, cosa che per lui sarebbe stato un grande sollievo, perché lo avrebbe liberato del mobbing istituzionale che il Ministero dell'Interno gli faceva, facendogli pesare moltissimo ogni anno l'autorizzazione a svolgere corsi prima all'Università di Napoli, peggio ancora a svolgere il corso romano, quindi questa diciamo era una cosa che lo stressava molto. E in realtà nel 58-59 l'Università di Roma comunque non dà più un affidamento a Cassese e per noi non è possibile sapere che cosa sarebbe stato della successiva carriera di Cassese, perché Cassese muore improvvisamente per un infarto all'inizio del 1960. Quindi nessuno di noi può sapere quali fossero le sue intenzioni, perché non ce ne ha lasciato testimonianza, né quali fossero le sue effettive possibilità. Ma il caso di Cassese è abbastanza significativo perché finalmente l'archivistica speciale viene affidata a uno dei 2 reprobi delle molte domande di quel famoso concorso che era Ruggero Moscati, quindi diciamo dato il peso del personaggio 3 anni di punizione erano sufficienti dal punto di vista della facoltà e quindi l'archivistica speciale viene affidata a Moscati e a quel punto l'archivistica generale passa sulle spalle di Cencetti, il quale poi però a quel punto passa da Bologna a Roma e passa da Bologna a Roma su una cattedra della scuola speciale. Quindi diciamo c'è questo rapido passaggio che poi è un passaggio abbastanza abbastanza veloce diciamo e anche di scarsa durata perché Cencetti prende l'insegnamento nel 1966 però questo insegnamento poi passa a Sandri nel 1970. La grande novità è che Sandri prende l'insegnamento però come docente di ruolo, quindi l'archivistica generale come materia ha una promozione, nel senso che non è più tenuta da docenti supplenti o incaricati, ma è tenuta da un docente incardinato nell'università. L'archivistica speciale viene tenuta da Moscati, poi successivamente a un certo punto ritorna nel meccanismo dei docenti incaricati, è l'occasione per chiamare poi all'insegnamento universitario Arnaldo Daddario. Si tratta di affidamenti e di insegnamenti di lunga durata, diciamo così, perché in realtà poi dopo Daddario archivistica speciale come materia viene presa da Marina Raffaeli, che la tiene fino al momento del suo pensionamento, o meglio che la tiene finché continua ad esistere la scuola speciale per archivisti e bibliotecari, che come vi dirò tra poco cessa di esistere inopinatamente
a causa del combinato disposto della riforma Gelmini, della riforma degli statuti interni della Sapienza e di una serie di vicende accademiche che portano alla soppressione della scuola speciale e alla confluenza del personale accademico della scuola speciale all'interno prima di uno specifico dipartimento di scienze documentarie e poi dopo successivamente a causa dell'innalzamento dei limiti di personale minimamente, del numero minimo di docenti che devono essere incardinati su una materia per poter costituire un dipartimento, numero che è stabilito dalla legge, a cui lo Statuto Sapienza prevede di poter o aumentare, che è quello che fa di solito, o derogare a sua discrezione. In questo caso la deroga non c'è, essendo il personale docente della scuola speciale in quel momento composto da 25 docenti, la facoltà viene abolita e viene portata all'interno della facoltà di lettere. In realtà questa operazione non è corretta dal punto di vista normativo, infatti gli ingegneri, che avevano anche loro una scuola a statuto speciale, vincono un ricorso e continuano ad esistere, sostenendo la cosa che per tutti noi è abbastanza ovvia, che un decreto del rettore non può abolire una cosa che è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica. E quindi, sulla base di questa argomentazione, gli ingegneri di ingegneria aerospaziale fanno ricorso, gli archivisti e i bibliotecari no, per varie ragioni accademiche, quindi rimane la scuola soppressa. Nell'arco di svolgimento di questa storia, che va grosso modo alla fine degli anni 50 fino al 2010, quindi la scuola speciale è esistita come tale fino al 2010, sugli insegnamenti di archivistica generale, dopo Sandri nel 1982 arriva Elio Lodolini, poi dopo Elio Lodolini Paola Carucci, e poi quando Paola Carucci diventa sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, sull'insegnamento d'archivistica generale ci arriva Chi vi parla, e adesso non avrebbe più senso parlare di insegnamenti tenuti qui o lì, perché l'università non funziona più in questo modo. Quindi la parabola dei docenti e degli insegnamenti di archivistica non è particolarmente complicata da ricostruire, ma le ragioni culturali che stanno dietro questa parabola invece secondo me lo sono, e lo sono perché in realtà attraverso la vicenda dell'attribuzione di queste cattedre e gli orientamenti di questi insegnamenti si riescono a vedere una serie di atteggiamenti culturali che esistono all'interno del mondo universitario, ma anche all'interno dell'amministrazione archivistica, sul tema non solo della formazione, ma soprattutto della concezione, culturale degli archivisti. L'idea che gli studi antichi, ma sostanzialmente nel nostro caso gli studi medievali, siano gli unici dotati di dignità scientifica, è un'idea che continua ad albergare molto a lungo, tant'è vero che anche la formazione che viene fatta in genere, se si vanno a vedere i programmi di insegnamento, è una formazione che è sostanzialmente una formazione di tipo medievistico, cioè fatta in funzione della capacità di leggere documenti medievali e manoscritti medievali per quello che riguarda i bibliotecari, con molta difficoltà, verso la fine degli anni *80 approda alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari un terzo blocco di discipline che sono quelle legate alla documentazione. Quindi gli insegnamenti di documentazione arrivano all'interno della scuola alla fine degli anni '80, riprendono un'esperienza che si è sviluppata soprattutto all'interno del CNR. Il professore ordinario di documentazione è Paolo Bisogno, il quale porta all'interno della scuola e all'interno della sua materia la diretta conoscenza del tema della documentazione scientifica, che lui ha acquisito essendo stato un collaboratore alla fine degli anni 60 dell'allora presidente del CNR Vincenzo Caglioti, ed essendo stata
la struttura che poi divenne l'Istituto di Studi e Ricerche sulla Documentazione Scientifica che Bisogno dirigeva al CNR, diciamo, tutto questo sviluppo ci fu perché la riforma del CNR nel 1963, oltre ad ampliare l'ambito di attività d'agenzia del CNR dalle discipline strettamente scientifiche alle discipline umanistiche e sociali, contemporaneamente imponeva al CNR l'obbligo dell'estensione di una relazione annuale sulle condizioni della ricerca scientifica in Italia. Questa relazione non aveva precedenti in realtà e quindi per farla era necessario fare un'ampia ricognizione di quelle che erano le condizioni della ricerca scientifica nel Paese, cosa che non c'era, e per questa ragione Caglioti creò una struttura apposita e affidò la direzione di questa struttura a Bisogno, che la tenne praticamente fino alla morte, e che avvenne prima del pensionamento, perché è morto, diciamo, lui, purtroppo per lui non improvvisamente, ma è stato lungamente malato, e l'arrivo alla scuola speciale di questo terzo blocco disciplinare, che è quello della documentazione, avviene soltanto alla fine degli anni '80, e soltanto alla fine degli anni '80, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, soprattutto in occasione della celebrazione del 25° anniversario di quella che era stata l'ultima istituzione della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, cominciano a circolare tutta una serie di progetti per la revisione e la riorganizzazione della formazione offerta dalla scuola speciale in ambito archivistico, bibliotecario e della documentazione, progetti che sono abbastanza interessanti, perché se li guardiamo con quello che è successo dopo ci rendiamo conto che si tratta di progetti faraonici, ma se li guardiamo con un'ottica realistica si vede abbastanza bene che all'interno di questi progetti faraonici, in realtà ridotti a una misura più praticabile per quella che erano le dimensioni effettive della facoltà, sono poi quelli che sono stati alla base dell'assetto didattico che la scuola aveva nel momento in cui ha smesso di esistere nel 2010, e un assetto didattico che era invece molto cambiato nel corso degli anni '80, arrivando a ampliare molto il suo spettro di attività nel senso della contemporaneità, a inserire l'insegnamento di discipline di carattere tecnologico all'interno della formazione e soprattutto ad aprire, nonostante il nome del curriculum archivistico rimanesse archivista paleografo, tuttavia, diciamo, c'era un'apertura nei programmi che si vedeva molto chiaramente nella direzione di una maggior attenzione all'archivistica in quanto materia teorica e al lavoro sulla documentazione contemporanea e sugli archivi contemporanei. Quindi, diciamo, c'è in questo senso la storia di una lunga transizione. In questo senso il ruolo della scuola speciale, che poi nel 2010 diventa scuola di specializzazione in beni archivistici e librari, con un cambiamento di denominazione che non riflette in realtà l'effettiva formazione, perché noi continuiamo a formare archivisti, bibliotecari e documentalisti, però offriamo anche molti insegnamenti di servizio alla facoltà di lettere, e praticamente ci ritroviamo, diciamo che la scuola speciale smette di esistere e quello che era il nucleo iniziale della scuola speciale trasloca all'interno dei nuovi ordinamenti della facoltà di lettere, con una fisionomia culturale completamente cambiata e nella quale, bisogna dire, l'aspetto medievistico è oggi fin troppo compresso. Dopo essere stato estremamente sviluppato, oggi è, a mio avviso, fin troppo compresso, e rimane sempre irrisolto il problema del rapporto tra la formazione e i profili professionali,
In questo caso, perché siccome la scuola si rivolge a 3 tipi di profili professionali diversi, nella normativa che esplicita questi 3 profili, in realtà tra archivisti e bibliotecari ci sono diversi disallineamenti che, diciamo, creano poi nella questione dei titoli di studio e nella definizione dei profili di formazione parecchi problemi. Quindi, diciamo, questa storia in realtà in sé è una storia abbastanza breve, ma i suoi esiti rimangono in realtà una storia di lungo periodo, dagli esiti quanto mai incerti e tutt'altro che definitivi. Vi ringrazio. Grazie professore, davvero l'aspetto relativo alla formazione e soprattutto le professionalità a cui poi vengono consegnati gli archivi e le biblioteche, diciamo così, vanno avanti come i gamberi, visto che riusciamo a eliminare una scuola della storia, della portata, della qualità, e farlo praticamente ieri, quindi un'incipienza, non sono più dipendente del Ministero dei Beni Culturali, quindi non posso dire un'incipienza pressoché totale da questo punto di vista. Chiederei alla direttrice Micaela Procaccia adesso di avvicinarsi perché ci presenterà una relazione davvero estremamente interessante. Micaela Procaccia, già alta dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, direzione, no, alta nel senso che hai fatto tutti quanti i livelli di dirigenza operativa, quindi estremamente importante, della Direzione Generale Archivi, e che tratterà il tema I 1000 volti degli archivi non statali, un valore aggiunto, tema bellissimo che ci fa molto piacere che tu possa trattare. Ricorderei che noi due abbiamo collaborato in passato per la tutela di un importante archivio non statale, privato. Detto questo, non so se ringraziare Raffaele Santoro, come hanno fatto tutti, per avermi invitato. No, non lo so, perché io ho incautamente accettato il tema, salvo poi quando mi ci sono messa a sentirmi, come dire, a rimanere un po' sgomenta, perché in realtà stiamo parlando un po' come tutti, ma in questo caso in maniera veramente particolare, dei brevi cenni sull'universo, perché il mondo degli archivi non statali è un mondo gigantesco che in Italia gode, come dire, di un particolare stato di tutela che è una caratteristica della normativa italiana, che in genere stupisce i nostri colleghi stranieri quando la conoscono e stupisce anche i nostri ministri, cosa che è un po' peggio, quando riescono a rendersi conto delle dimensioni del compito che affidano a quella che è un'altra caratteristica italiana, cioè gli specifici uffici incaricati di svolgerlo, le soprintendenze archivistiche, ora anche bibliografiche, che sono una caratteristica del nostro Paese. Ora, questa scelta di politica culturale, io qui ho una marea di appunti, penso che taglierò perché ci avviamo, come dire, verso la serata. Questa scelta di politica culturale, di attenzione nei confronti della documentazione non statale, e la documentazione non statale è banale per gli archivisti ricordarlo, ma è anche documentazione pubblica in taluni casi, è una scelta che ha radici molto lontane, in un'estate piuttosto tormentata in cui un passato direttore generale degli archivi ci mise a spulciare perché voleva fare una circolare tutta la documentazione che riguardava gli archivi in età preunitaria, trovammo precocissime attestazioni del riconoscimento di importanza della documentazione non immediatamente statale da parte di remote amministrazioni anche tardo medievali.
Però diciamo è stata una caratteristica della normativa italiana che mano a mano si è andata evolvendo per arrivare via legge del 39 anche a compiersi con la normativa del 63. Ma perché in Italia questa particolare attenzione agli archivi non statali? Ovviamente è banalissimo dirlo, ma è per le caratteristiche della storia di questo paese, che vede nella storia locale, nelle amministrazioni locali, nei comuni, per dire la cosa più evidente, e in una serie di parcellizzazione della struttura amministrativa, oltre che nella natura degli stati preunitari, una importanza particolare, per esempio, non solo delle documentazioni delle amministrazioni locali, ma anche delle documentazioni prodotta dalle grandi famiglie, specialmente in taluni territori, e penso all'Italia meridionale. Noi abbiamo parlato oggi di Napoli, ma per esempio, io farò anche qualche esempio, farò una serie di esempi proprio per affrontare questo tema così complicato. Farò una serie di esempi e vedendo quali erano le altre relazioni, qualcuno l'ho pescato anche da territori non toccati dalle relazioni che mi hanno preceduto, ma non solo, perché la mia esperienza piemontese purtroppo ha lasciato il segno e quindi ci saranno anche questi esempi qua. Mi ha molto aiutato, Torino colpisce duro, mi ha molto aiutato nel preparare questa relazione un'esperienza di qualche anno fa, quando la Scuola Normale di Pisa organizzò un seminario in cui mi si chiese di parlare delle dichiarazioni di interesse storico. Quindi io in quell'occasione feci uno spoglio di queste dichiarazioni, i dati erano a partire dal periodo del secondo dopoguerra, cercando di tracciare un profilo di queste dichiarazioni, e in questo mi riallaccerò a una serie di cose già dette, tra l'altro anche da Paoloni, perché evidentemente tutto si tiene. L'interesse nei confronti della tutela degli archivi non statali, e in particolare non degli archivi degli enti pubblici, perché la documentazione comunale, o per esempio la documentazione ecclesiastica o la documentazione delle confraternite o degli enti di assistenza, fosse comunque religiosi, fosse di grande importanza, anche la normativa immediatamente post-unitaria lo riconosce. Ma l'attenzione nei confronti degli archivi invece privati, appartenenti a famiglie e persone, mostra quella prevalenza dell'interesse verso l'antico, magari non proprio verso il Medioevo, perché talvolta non c'è conservazione di questa documentazione, ma in altri casi c'è, questa prevalenza dell'attenzione alla grande famiglia nobile, meno addirittura anche al grande personaggio, ma particolarmente alla grande famiglia, che è un po' una cifra di lettura di tutto l'atteggiamento degli archivisti in quel periodo, per un lungo periodo, come anche Gianni Paoloni ci ha detto. Quello che invece emerge poi a partire dalla metà del Novecento è che io, devo dire, ho visto anche da testimone, essendo non di primissimo pelo, ma un archivista piuttosto anzianotta nel mestiere, è stata una rapida e progressiva evoluzione in cui incide anche, io credo, e di questo si deve tener conto in generale anche rispetto alla consultazione, per esempio, dei documenti degli archivi di Stato, incidono una serie di mutamenti nella storiografia. L'attenzione al contemporaneo, l'attenzione alla microstoria. Faccio uno scarto: se i documenti notarili a un certo punto, i protocolli notarili cominciano ad essere così consultati, è anche perché l'atteggiamento degli storici comincia a inclinare, verso la ricostruzione puntuale di elementi di microstoria. E lo stesso, l'attenzione degli archivisti incaricati di occuparsi della tutela degli archivi non statali si sposta non solo
dalla documentazione antica degli archivi storici dei comuni, ma anche alla produzione della documentazione corrente, diremmo, e della documentazione contemporanea, e alla tutela dei modi di formazione di questa documentazione nel corso diciamo a partire dagli anni 80-90 del Novecento, in parallelo col crescere dell'attenzione verso le tecnologie, gli sviluppi dell'informatica e via dicendo, e l'attenzione anche agli aspetti della produzione della documentazione contemporanea diventa mano a mano più crescente, talvolta schiacciando la vecchia attenzione particolare nei confronti della produzione della documentazione medievale, così come si estende e cresce in maniera esponenziale l'attenzione a diverse tipologie di archivi prima neppure prese in considerazione. Tornando a quello che è stato notato da più parti, ma anch'io voglio segnalare il bellissimo titolo di questo convegno, e che mi ha fatto anche pensare al doppio significato di arsenale, perché arsenale, è vero, è un deposito di armi per la democrazia, per la difesa della democrazia, mi piace, ma è anche un cantiere di costruzione di navi. E allora archivi per come dire, difendere e costruire percorsi di democrazia. In che cosa gli archivi non statali contribuiscono a questo panorama? Contribuiscono innanzitutto alla conoscenza della storia, e siccome non diventa abbastanza complicato esaminare in maniera analitica tutto, io farò un po' di esempi e poi anche qualche considerazione di ordine generale rispetto a una serie di cose strettamente collegate a questa prassi di tutela degli archivi non statali che caratterizza il nostro Paese, perché questa prassi di tutela ha portato anche come conseguenza questa attenzione al non statale, che poi è di fatto un'attenzione anche ad alcune caratteristiche locali di storia, e anche ha portato a quello che è stato chiamato, con una frase che ormai si cita sempre, il policentrismo della conservazione e la unitarietà della tutela, che è ormai diventata una citazione classica per definire la strategia di tutela e di conservazione degli archivi in Italia, ma che trova calza particolarmente proprio alla situazione riferita agli archivi non statali. Ora, come dicevo, la consapevolezza dell'importanza di conservare tutte le fonti di un territorio è precoce, ma l'attenzione si è evoluta a partire dal secondo dopoguerra, ma particolarmente appunto dagli anni '80, e ha cominciato a orientarsi non solo alla conservazione di fonti immediatamente percepite come quelle degli archivi familiari, anche alla conservazione di fonti di tipo diverso. Perché questa conservazione è una risorsa, diciamo così, per quell'arsenale della democrazia di cui si diceva prima. Perché la tutela delle fonti non statali consente, credo che fosse Marco Carassi a parlare di qualcosa come la possibilità di confrontare la documentazione, consente di avere accesso alla pluralità dei punti di vista su un evento. Per esempio, mi spiego, la conservazione degli archivi pubblici spesso porta la dimensione dell'autorità pubblica rispetto all'evento, ma voi provate a immaginare cosa potrebbe essere la storia del mondo del lavoro in Italia senza poter confrontare le fonti degli archivi d'impresa, degli archivi sindacali, degli archivi dei partiti politici e per esempio della pubblica sicurezza. È una pluralità di fonti che consente di colorare di punti di vista diversi
quello che è un periodo, una ricostruzione di un periodo o di un avvenimento. Qualche anno fa mi è capitato di partecipare a un incontro in cui si mettevano a confronto le fonti scritte dell'archivio della Peroni con le interviste fatte agli operai della Peroni e con le fonti dal Ministero dell'Industria alla Camera di Commercio, ad tutta una serie di documentazioni sia pubbliche sia private relativamente ad alcuni particolari momenti della storia della Peroni. Il quadro che ne veniva sembrava un pochino quello di Rashomon, cioè il racconto della stessa cosa fatto a seconda dell'archivio consultato poteva essere anche molto diverso e partiva da un punto di vista decisamente diverso. Ora, in questo senso la tutela degli archivi privati ha conosciuto un'estensione notevolissima negli ultimi anni. Per fare un esempio, quando io sono entrata nell'amministrazione archivistica, era la fine degli anni 70, si vincolava l'archivio, che ne so, del grande studioso oppure dell'esponente politico. Nel corso della mia vita ho visto vincolare gli archivi dei cantautori, l'archivio di Fabrizio De André, per esempio, ho visto vincolare gli archivi di esponenti dello sport, ho visto vincolare moltissimo, ecco, una portato degli anni '80 e una grande attenzione per gli archivi di impresa. Ora, parlando proprio in termini di conoscenza e di informazione per lo sviluppo della democrazia in questo paese, l'archivio Olivetti è uno snodo fondamentale della storia italiana. Ora, tutelare l'archivio Olivetti, che è un magnifico, meraviglioso archivio, tutelatissimo, per carità, dalla stessa fondazione che lo conserva, è tutelare un momento cruciale della storia dello sviluppo industriale italiano, è tutelare la documentazione che in maniera molto più perspicua della documentazione di tipo pubblico, che è comunque conservata, ci testimonia il momento di una svolta che è stata definita la svolta negativa dello sviluppo dell'industria italiana, ma ci testimonia per esempio anche di un possibile sviluppo diverso di una parte della storia di alcune aree del nostro meridione a cui Adriano aveva dedicato una particolare attenzione. Quando ultimamente si è parlato al Ministero di Matera, Capitale della Cultura, non era noto al vertice politico, mettiamola così, di quel momento, non era noto il fatto che esistesse un progetto di sviluppo di Matera promosso da Olivetti. Ed è conservato nell'archivio Olivetti. Ma anche al di là di questo, e qui vengo ai miei esempi torinesi, e sempre in tema di contributo alla conoscenza dei diritti e allo sviluppo della democrazia, l'Archivio di Stato di Torino conserva un archivio privato estremamente importante, cioè la Miantifera di Balangero. L'archivio della Miantifera di Balangero è stato un archivio le cui informazioni sono servite per i processi per i danni da amianto. Da sovrintendente in Piemonte, una delle prime preoccupazioni, non una delle prime, ma nel corso dei primi anni del mio lavoro lì, una delle questioni più importanti è stato il recupero dell'archivio dell'Eternit, perché questi sono archivi che ci aiutano anche a assumere consapevolezza di diritti. Ed non è stato facile per niente, perché l'archivio dell'Eternit tra l'altro era contaminato. Banalmente c'era questo grosso problema da affrontare.
secondo me non è un elemento importante conoscere, come si dice sempre, conoscere la storia, si impara dagli errori, chi l'ha detto prima? Gianni Penso, no? Mi pare. Oppure comunque conoscere i precedenti è fondamentale per ragionare sul presente e sul futuro. Ora, quando si parla di storia meridionale, il fatto che per esempio sia in un archivio tutta la storia dell'evoluzione della posta in Sicilia, sia in un archivio privato, che peraltro adesso è proprietà dello Stato ed è presso l'Archivio di Stato di Palermo, dopo un'enorme vicenda giudiziaria che ha occupato decenni, l'archivio Alliata di Villafranca, perché gli Alliati di Villafranca, che hanno ricoperto una quantità di cariche infinita all'interno del regno, ebbero anche questa licenza in esclusiva di gestione del servizio postale. Ecco, anche questo solo fatto ci dice molto su alcuni problemi della storia del Meridione. Se quello Stato non avesse recuperato quell'archivio avremmo avuto qualche problema di consultazione, perché ovviamente la tutela serve anche a rendere consultabili i documenti, cosa che spesso costituisce il problema più importante che le soprintendenze si trovano ad affrontare, perché non è così, mentre gli archivi degli enti, cioè anche gli archivi degli enti pubblici hanno un sacco di problemi, hanno le loro difficoltà, ma le famiglie, i privati hanno ovviamente più resistenze ad aprire le porte di casa loro. E su questo poi ci sono soluzioni che la legge trova, ma insomma adesso non è qui il momento di starne a parlare. Altra questione che incide profondamente sui diritti dei cittadini è la tutela degli archivi sanitari, che sono archivi pubblici, non tutti, ma non sono archivi dello Stato, e il fatto che una grandissima attenzione sia stata dedicata, io dico sempre da archivisti sessantottini, quali noi eravamo in qualche misura, sia stata dedicata agli archivi degli ex ospedali psichiatrici dall'amministrazione archivistica negli ultimi 20 anni o più, è un fatto tutt'altro che irrilevante. Io sto parlando di un progetto che lo cito sempre perché lo amo moltissimo, che è Carte da legare, ma il fatto che ci si sia dedicati nell'impresa titanica rispetto alle forze dell'amministrazione di mettere a disposizione degli ricercatori, che sono anche abbastanza numerosi in questo settore, gli archivi degli ex ospedali psichiatrici, cioè la documentazione per raccontare la storia del disagio mentale, ma anche poi, come esce fuori conoscendo questa documentazione dell'emarginazione sociale di questo paese, è un elemento non indifferente. Se parliamo di accoglienza, parliamo di tutela di diritti, parliamo di momenti critici del nostro paese e della nostra società, gli archivi degli ex ospedali psichiatrici, sui quali si è veramente investita una quantità di forze da parte dell'amministrazione archivistica notevolissima, costituiscono un elemento estremamente significativo, del quale io credo una storia sociale del nostro paese non possa fare a meno, così come tutta una serie di cose. Io mi rendo, se ci fosse Vitali gli chiederei di citare tutti i portali dell'amministrazione, perché alla fine quelli danno uno spaccato di quelli che sono stati i settori che dagli anni 90 in poi, nemmeno dalla fine, dal 97 in poi, sono stati oggetto di progetti che non a caso avevano tutti alla fine un 2000 finale, perché si pensava in termini di inizio del nuovo secolo e di temi di temi così futuri e futuribili. Vedo 5 minuti, c'era una cosa, è come per esempio Marco Carassi, io ritorno nel Piemonte, Marco Carassi faceva riferimento a quella lapide che io da soprintendente ero molto orgogliosa di avere sul muro dove si apriva la porta della soprintendenza, ma penso anche a quello che è stato uno dei risultati
non secondari, anche se non del tutto attesi, del censimento degli archivi tessili biellesi, e cioè trovare le tracce di quell'episodio, non so come chiamarlo, di quell'episodio resistenziale particolarmente significativo che è il contratto della montagna. Il contratto della montagna è un contratto che fu stipulato tra una serie di aziende e alcune tracce che ne abbiamo trovate nelle carte dell'archivio di Cerruti, fra le aziende del Biellese e i partigiani, che regolamentò i contratti di lavoro in quell'area guerra durante, avanzata ma durante. E questa è un'altra storia che la dice lunga su parecchie cose che adesso non vi sto a dire, ma le capite benissimo anche da voi. Come, ecco, per esempio, altro spaccato significativo della storia italiana è dato non solo dalle carte dell'archivio Rosselli, famiglia Rosselli, tra l'altro che hanno subito anche qualche non dispersione ma spaccatura. Le carte di Carlo sono conservate all'Istituto di Storia della Resistenza di Firenze, le carte degli altri Rosselli sono state conservate per molto tempo in una fondazione piemontese, ora sono all'Archivio di Stato di Firenze, perché altro problema serio di tutela della documentazione non statale, la documentazione privata vive le vicende di chi l'ha prodotta, e quindi eredità, dispersioni, problemi. Quando la fondazione è fallita, fortunatamente è stato possibile recuperare queste carte e portarle all'archivio di Stato di Firenze, ma nelle carte dei Rosselli non c'è solo Nello e tutta la famiglia, c'è Amalia, anticipo ma non l'avenzo, cioè c'è la documentazione prodotta da una straordinaria figura di donna che è un'artista, una commediografa, una scrittrice, una letterata, la madre dei fratelli Rosselli, tra l'altro, la zia di Moravia che lo convince a scrivere romanzi, ma anche la corrispondente di Salvemini, una figura anche in qualche misura molto attenta anche al ruolo della donna nella società, che scrive una commedia assolutamente anticipatrice sotto questo aspetto. Allora, fare la storia d'Italia senza questo, e vado a chiudere perché mi sembra, è veramente fare una storia parziale, perché la restituzione, la presenza dei documenti privati molto spesso ci restituisce non sfumature, ma direi proprio altri spazi di lettura che la documentazione pubblica non ci restituisce. Si è accennato alla situazione delle carte giudiziarie. Ne parlava Leonardo Mineo in un intervento alla fine della mattinata. Ora sappiamo, gli archivisti sanno, ma anche credo il pubblico generico sa, tutti sanno che la situazione delle carte dei tribunali, per esempio, è, come dire, un po' critica, per essere molto molto generosi. Nel ricostruire la documentazione relativa, per esempio, ai fatti di terrorismo e agli eventi degli anni 70, degli anni di piombo, chiamiamoli così, è stata di grande utilità la documentazione, per esempio, degli avvocati, gli avvocati di parte civile e gli avvocati difensori, che avevano copia della documentazione prodotta dai pubblici ministeri, che hanno raccolto controinchieste, memorie difensive e quant'altro, e che sono state più facilmente e immediatamente raggiungibili da alcuni storici che si sono dedicati a questo tema. Come è assolutamente non prescindibile, molti hanno fatto accenno alla storia, al periodo delle leggi razziali, delle persecuzioni antisemite, è assolutamente non prescindibile. Non si può fare a meno della documentazione privata per questa storia, perché la documentazione pubblica si esprime intanto dal punto di vista del persecutore, quasi in gran parte, e poi si esprime con un linguaggio, come dire, volutamente neutrale, consegnato all'autorità germanica. Deportato, ma non c'è scritto.
per esempio, oppure cessato dal servizio in base al Regio Decreto del 17 novembre 1938, cioè espulso, cacciato, però non c'è scritto. E quello che ci restituisce la realtà di questa storia sono le carte non solo delle persone, le carte private, le memorie, le lettere. Che Lidia Horn sia stata cacciata dal liceo Torquato Tasso, nel senso che non ha manco preso servizio, lei è stata cacciata appena nominata dal liceo Torquato Tasso, non ce lo dice il liceo Torquato Tasso, dove c'è scritto semplicemente non ha preso servizio ai sensi del Regio Decreto, era stata appena nominata, aveva appena vinto il concorso. Ce lo dice il suo carteggio con lo zio Arturo Horn, l'astronomo famoso, conservato all'Osservatorio Astronomico di Bologna, mi sembra. E quindi questo ci dà la dimensione del fenomeno, così come ce la danno le carte di altre istituzioni private, come per esempio il Centro Ricerche dei Deportati Ebrei, conservato all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, per esempio, tutte carte non statali, la cui tutela è affidata a una pattuglia assolutamente ridicola di persone che non, cioè neanche da dire quanti sono, ma questa è tutta un'altra storia, ma io ci tengo sempre a ricordarla. Grazie davvero, perché questo intervento ci ha rigenerato ulteriormente nei 1000 rapporti e nell'enorme, grandioso interesse degli archivi privati. Chiederei ora a Manola Venzo di accomodarsi e fare, collegandosi all'intervento di Micaela, trattare questo bel tema che è la memoria al femminile. Buonasera. Allora sì, gli archivi come contenitori di democrazia e quindi anche di una memoria al femminile. Ma si può parlare oggi di una memoria al femminile senza incorrere nel rischio di una sua riduzione a categoria di serie B o all'opposto di una sua sopravvalutazione? Vale ripercorrere brevemente alcune tappe di quel processo che ha portato a introdurre il concetto di genere nelle pratiche e nelle strategie degli istituti preposti alla conservazione dei documenti. Quando negli anni '80 del Novecento si fece strada nella storiografia, soprattutto francese e anglosassone, il concetto di gender, in Italia era ancora viva la stagione delle lotte femministe e i nuovi filoni di ricerca investirono prepotentemente il dibattito storiografico. Si poneva allora l'esigenza di elaborare un nuovo modo di interrogare le fonti documentarie, emanazione quasi sempre maschile, ricercandovi le modalità di produzione e trasmissione della memoria femminile, ricostruendone i percorsi sommersi anche in epoche più remote. Iniziò allora un difficile cammino per forzare le barriere di una storiografia apparentemente neutra, ma prevalentemente al maschile. Tale approccio si riverberò negli archivi, roccaforte ancora in gran parte di una concezione della storia, soprattutto politica e istituzionale, l'abbiamo visto, anche se già a partire dal secondo dopoguerra si andava stemperando e veniva rimesso in discussione quel progetto conservativo centrato sulla salvaguardia della documentazione di provenienza pubblica. Abbiamo visto nell'intervento di Michela Procaccia come le soprintendenze archivistiche abbiano operato ad ampliare la rosa degli archivi privati individuati e sottoposti a vigilanza, facendo sì che carte di grande valore venissero salvate dalla distruzione o dispersione. Non solo quindi le grandi famiglie, le personalità eccellenti, gli enti religiosi, ma anche i piccoli archivi domestici, gli archivi dei movimenti, dei partiti, dei giornali e tutti quei nuclei documentari, insomma, che testimoniassero le 1000 sfaccettature del vivere sociale. A queste rinnovate strategie conservative si aggiungeva nell'ultimo scorcio del Novecento l'irruzione della categoria del genere, che innestò un cortocircuito tra competenze archivistiche e storiche, spingendo molte di noi archiviste a ripensare i tradizionali metodi di riordinamento e trattamento dei dati. Proprio in quegli anni gli archivi di Stato e le soprintendenze avevano avuto una forte immissione di personale con un concorso e con la legge 285. Giovani e in particolar modo donne, per quest'ultime un'inversione di tendenza rispetto al passato.
Bisogna ricordare infatti che la professione di archivista agli albori del 1900 era appannaggio esclusivo degli uomini. L'ingresso delle donne nelle professioni e nell'amministrazione pubblica era ostacolato da una legislazione che le privava della piena capacità giuridica, abrogata solo nel 1919, e inoltre all'avvento del fascismo nuovi pesanti divieti avevano marginalizzato le donne, escludendole da alcuni ambiti professionali e riducendone la presenza nell'amministrazione pubblica. Fino al 1921, questi dati li ho tratti da un bel saggio di Linda Giuva sull'ingresso delle donne nella carriera archivistica. Fino al 1921, quindi, nessuna donna era presente in nessun grado dell'amministrazione archivistica e solo nel 1921 entrarono 5 donne, di cui 3 divennero funzionari di gruppo A. Solo dopo il secondo dopoguerra le donne incrementeranno il proprio ingresso nel pubblico impiego e anche gli archivi vedranno in tutti i gradi aumentare la presenza femminile, fino a far registrare ai giorni nostri un'inversione di proporzioni fra i generi. Se guardiamo all'ultimo concorso per funzionari archivisti, vediamo che su 231 idonei, 158 sono donne e 73 uomini, almeno così risulta dal mio conteggio. Tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, dunque, per effetto delle nuove immissioni, c'era una agguerrita schiera di archiviste, alcune reduci dalle stagioni del femminismo e molte comunque attente alle nuove correnti storiografiche. In particolar modo si crearono alcuni poli in cui gli archivi di Stato costituivano parte fondante di progetti di largo respiro, in partnership con università e centri di cultura. Firenze e Roma fecero da apripista. Nell'ambito del SIUSA fu costituito un percorso tematico, gli archivi al femminile, realizzato in collaborazione con le soprintendenze archivistiche. Purtroppo sono disponibili al momento solo gli archivi femminili di Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, realizzati dalle rispettive soprintendenze. E ci auguriamo che, superato questo lungo periodo critico dovuto alla penuria di risorse umane ed economiche, il percorso possa implementarsi e che possano essere incentivati dalla nostra amministrazione progetti di ricerca tuttora in corso in alcune regioni, progetti che hanno prodotto risultati eccellenti negli anni. Questo è al momento lo stato dell'arte. Dal punto di vista euristico, il lavoro di ricognizione portato avanti in questi anni, coniugando le competenze archivistiche con quelle storiche, ha permesso di recuperare manifestazioni scrittorie di notevole spessore. Perno dell'operato dei vari progetti messi in campo è stato soprattutto centrare il focus sul rapporto delle donne con la scrittura, perché è soprattutto in quest'ambito che le culture subalterne hanno giocato secolarmente la loro partita per il riscatto e l'emancipazione. La scrittura è stata a lungo il luogo delle differenze. Questa suggestiva definizione è coniata da Bartoli e Langeli, e tanto più per le donne. Constatiamo che nei secoli passati non solo è stato maschile il monopolio della scrittura, ma anche e soprattutto quello della sua conservazione e trasmissione, per cui la scarsa visibilità femminile nelle fonti è dovuta non solo a cause oggettive, limiti istituzionali e sociali imposti nell'accesso alla scrittura, ma è anche l'esito di una rimozione messa in atto nelle pratiche conservative. Oggi, per effetto dei vari censimenti effettuati, ma anche di una mutata sensibilità nelle pratiche di inventariazione, una formidabile quantità di documenti di natura privata è a disposizione della ricerca. Si tratta soprattutto di epistolari, memoriali, diari, autobiografie, oggi ricompresi nella categoria degli ego documents, termine entrato in uso nella storiografia per indicare le scritture prodotte da un individuo nel corso della sua vita e nell'ambito delle sue relazioni personali. Complemento fondamentale a quelli ufficiali, i documenti di natura privata, come spiegava benissimo prima Michela Procaccia, documenti personali, intimi, ci offrono una visione obliqua, una visione a volte trasversale e permettendoci di entrare nelle pieghe recondite degli avvenimenti. E ciò vale soprattutto per quelli prodotti da donne, destinati a rimanere nel privato quanto a non essere distrutti, almeno in passato, perciò tanto più significativi. Naturalmente però sono fonti che vanno maneggiate con circospezione, contestualizzate, decodificate e messe in comparazione con analoghe fonti sia femminili che maschili, sia pubbliche che private. Già da tempo abbiamo alzato la guardia su un uso ingenuo di tali scritture, per le quali vanno tenuti presenti alcune ambiguità di fondo, in quanto sono comunque autorappresentazioni dell'io, obbediscono in qualche modo a strategie compositive,
e oscillano attorno ai binomi privato-pubblico, spontaneità, artificio, libertà, costrizione. Insomma, siamo su un crinale abbastanza infido e quindi bisogna utilizzarle con circospezione. Sicuramente, esaminando la gran mole di documenti oggi riemersi, l'accesso delle donne alla scrittura, a partire dal Cinquecento, introduce delle novità, in quanto a modalità e contenuti. Pensiamo alla scrittura epistolare, terreno privilegiato dell'espressività femminile almeno a tutto l'Ottocento. Le donne vi fanno irruzione con il loro carico di emotività, sovvertendo le regole in uso dell'epistolografia ordinaria rivolte a contenere testi e linguaggi. Ad esempio, consistente spazio nelle lettere occupano le minuzie del quotidiano, della domesticità e ancor più le descrizioni dettagliate sullo stato di salute personali o dei propri cari. Febbri, tossicatarrali, salarsi, purghe, unguenti. Questa invadenza della fisicità, della sofferenza corporea, del corporeo, la ritroveremo costante fino a 800 inoltrato, prima che subentrino poi codici espressivi improntati al concetto di pudore. Così pure appare costante il senso di inadeguatezza di fronte allo strumento della scrittura, comune sia alle borghesi che alle aristocratiche, accomunate nel passato da una istruzione modesta. Disagio esplicitato quasi sempre da un excusatio. Scusami se scrivo male, ma è buio, ho male agli occhi, mio marito mi sorveglia e così via. In quasi tutte le lettere che noi ritroviamo, queste formule sono o all'inizio o alla fine sono presenti. La stessa, per citare un esempio, la stessa marchesa romana Margherita Boccapaduli, donna di eccellenza nell'età dei lumi, cultrice di arti e scienze naturali, creatrice di un gabinetto di scienze, affida al suo segretario la stesura del suo diario di viaggio e parlando di sé afferma con umiltà: se qualche infarinatura di poche cose mi è rimasta, è stato effetto di aver avuto piacere di trattare persone istruite e dotte, onde qualche idea ho potuto apprendere sentendo discorrere. Quello di cui lamentava la carenza, nonostante la sua mole di studi, era proprio la mancanza di un percorso formativo strutturato, che invece gli analoghi uomini del suo rango potevano percorrere nei collegi a nobilium, nei vari collegi. Ora, inoltre, un'altra curiosa tipologia di scritture è quella a righe incrociate e si diffonde a partire dalla fine del Settecento fino ai primi del Novecento, curiosamente mai presa in considerazione dagli studiosi della scrittura. Eppure ce n'è una mole consistente nel nostro censimento, ci siamo trovati spesso di fronte a questa tipologia di scrittura. La scrivente dapprima scrive normalmente in orizzontale, poi terminato il foglio lo ruota e scrive perpendicolarmente negli spazi rimasti liberi. E tra le possibili ipotesi che si possono avanzare per spiegarne la diffusione non è plausibile quella basata sulla necessità di risparmiare carta, in quanto tale esigenza non sussiste per l'Ottocento e tantomeno per le classi borghesi aristocratiche. Non è comparabile con la scrittura criptica che pur si diffuse nelle corti e negli ambienti mondani per gioco o con quella utilizzata nei luoghi di potere per informazioni che dovevano essere segrete. Fra le varie chiavi di interpretazione, la più convincente, a mio avviso, è che si trattasse probabilmente di una moda, di un manierismo, e tale ipotesi potrebbe essere avallata dalla maniacalità con cui le scriventi dispongono la scrittura su linee perpendicolari, quindi arrivano a creare l'impatto visivo di un reticolato geometrico, come la trama di un tessuto vista in ingrandimento. Il fenomeno non è circoscritto alla sola area romana, è molto diffuso ed è diffuso anche in altre aree italiane. Anzi, alcune testimonianze ci dicono che era già presente in area anglosassone almeno a partire dal Settecento. Jane Austen, in uno dei suoi romanzi, accenna a tale modalità come se per le sue protagoniste fosse una pratica comune. Quindi le suggestioni, i percorsi di ricerca suggeriti da queste fonti sono molteplici. Adesso io ho molto semplificato e ristretto la casistica. E in questi anni, sotto l'impulso appunto della Gender History e dei Cultural Studies, hanno permesso queste fonti di innervare di nuove conoscenze quando non ricostruire alcuni contesti storici.
Pensiamo alle famiglie aristocratiche o agli ambienti di corte, da cui emergevano solo alcune donne virtuose, i cosiddetti medaglioni, o più spesso efferate. Femme fatale, narrate in modo spettacolare, enfatizzate negli aspetti noir o pruriginosi, non solo dalla pubblicistica coeva, ma spesso anche da quella più recente. Pensiamo alla letteratura sui conventi, luoghi inviolabili, chiusi da muri e grate a partire dalla Riforma tridentina, da cui emergevano figure di sante in estasi o all'opposto alcune voci disperate, ad esempio quella della veneziana Suor Arcangela Tarabotti, che nel Seicento, con le sue opere Gli inferni monacali, La tirannia paterna, denunciava l'orrore delle monacazioni forzate e la connivenza in tale pratica della curia e dei governi. Ora, al di là di alcune figure femminili, quindi, che hanno conquistato la scena nel bene o nel male, i documenti emersi e le ricerche compiute hanno svelato come dietro le quinte della grande storia si muovesse una folla di donne che, pur non avendo voce pubblica, salvo alcune eccezioni, tuttavia svolgeva un ruolo determinante nella costruzione delle carriere dei maschi di famiglia, nella tessitura delle relazioni utili al prestigio della casata, nelle laboriose trattative dei matrimoni funzionali alle strategie patrimoniali delle grandi e piccole famiglie, nell'amministrazione dei beni in assenza dei coniugi. Insomma, le donne tessono un silenzioso ordito sia nei salottini di buona famiglia sia nei salotti aristocratici, dove svolgono una vera e propria funzione di aggregazione di elite intellettuali e politiche. Sono le convitate di pietra che, pur presenti e determinanti negli eventi della storia, cominciano ora ad avere un nome e un volto. E anche dietro le grate dei conventi, le indagini compiute hanno permesso di rovesciare l'immagine tradizionale di una clausura dominata dalla segregazione coatta, dalla perdita di contatti con il mondo secolare, e hanno evidenziato anzi come i monasteri, affollati di donne nobili e altoborghesi, venissero a trovarsi al centro di una fitta maglia di relazioni e scambi. Lettere, doni, intercessioni o favori, visite di sovrani e personalità eccellenti. Per le dame aristocratiche era parte di un percorso obbligato mantenere legami con le monache di famiglia, sorelle, cognate, zie, oppure con le religiose che avevano curato la loro formazione negli anni dell'educandato. Molte vedove altolocate, inoltre, spesso concludevano in convento la loro vita, ampliando così ulteriormente la rete relazionale di questi luoghi. La stessa Suor Arcangela, costretta a monacarsi dai suoi genitori, aveva creato attorno a sé una rete di rapporti intellettuali e dalla sua clausura prendeva parte alla Querelle des Femmes, l'annoso dibattito sulla spezie e sul ruolo della donna che si trascinò dal Medioevo alle soglie dell'Ottocento. Pubblicava, seppur sotto pseudonimo, un trattatello in polemica con le posizioni misogene di alcuni autori, i quali sostenevano che le donne non fossero della stessa specie degli uomini, cioè non avessero l'anima. Per rimanere a Venezia, ricordiamo che anche Moderata Fonte, con il dialogo Il merito delle donne, e Lucrezia Marinelli, sempre nel Seicento, avevano preso parte a questo dibattito, rintuzzando appunto queste posizioni misogene. E sempre nello stesso secolo, sulla sponda ebraica, la poetessa veneziana Sara Copio Sullam riusciva a tener testa con una lunga corrispondenza all'erudito Ansalzo Cebà, che a tutti i costi voleva convertirla alla religione cattolica. Insomma, come si vede, le problematiche connesse a una memoria al femminile sono molteplici, non tutte affrontabili in questa sede. Tra l'altro, l'approccio metodologico che per l'epoca moderna in questi progetti di censimento è stato molto chirurgico, chiaramente varia totalmente a partire dal Novecento, quando, come abbiamo visto, si moltiplicano i soggetti produttori e i centri di conservazione. Rinvio però per questo all'abbondante e pregevole letteratura che si è sviluppata in questi ultimi decenni sull'argomento. Anzi, un piccolo inciso, vorrei ricordare anche la collana di studi prodotta dal progetto romano, La memoria restituita, che è giunta finora al suo 14° volume, pubblicando appunto fonti inedite di donne a partire dal 500 fino al 900. Ora, concludendo, per rispondere alla domanda iniziale che ci ponevamo, se sia ancora utile una memoria al femminile, bene, io credo di sì.
sembra evidente che queste fonti possano offrire un grande apporto alla storia generale, non solo alla storia di donne, alla storia di genere, in quanto possono rispondere a questioni ancora aperte e tutte da approfondire, riguardanti la storia dell'alfabetizzazione e dell'istruzione, la storia della famiglia, della socialità, la storia dei sentimenti e numerosi altri ambiti legati alla sfera sociale, economica e politica. Non solo, ma sono in grado anche di gettare luce sulle categorie del maschile, sui suoi modelli e sulla loro trasformazione. Non solo, e anche sulle altre declinazioni del genere, oggi ricomprese nell'acronimo LGBT. Insomma, la ricomposizione della memoria, intesa come storia complessiva dell'umanità, passa necessariamente attraverso la storia di genere. Grazie Manola Venzo, davvero uno spaccato che raramente ci capita di sentire, quindi assolutamente storia importantissima quella al femminile. Chiederei a Sergio Riolo e Andrea Zappulli di accomodarsi perché il tema che ci illustreranno tra poco sarà la digitalizzazione dell'archivio storico del Banco di Napoli, tecnologie e narrazioni come ponte tra archivi e nuovi pubblici. Prego. Grazie. Grazie, mentre il mio collega Andrea Zappulli si occupa un attimo di tecnologia, che vuol dire trasferire dei file che abbiamo portato sul computer, io inizio con i soliti ringraziamenti di rito, però li motivo. Noi ringraziamo Raffaele Santoro perché oggi parliamo sì dell'archivio storico del Banco di Napoli, ne parleremo assai brevemente, perché in realtà presentiamo un progetto sconosciuto, perché è un progetto che sta ancora solo sui nostri computer, non direi sulle nostre scrivanie, sui nostri computer, non ha ancora una visibilità esterna, quindi come dire è un piatto non proprio pronto che condividiamo con voi, almeno nelle sue parti metodologiche. Io cercherò di essere brevissimo perché vorrei lasciare spazio alla presentazione. È un caso di applicazione di una tecnologia di digitalizzazione che svolgiamo in questo caso all'interno di un archivio privato, esattamente uno di quelli che citava prima la dottoressa Procaccia, un archivio che ha un nome diciamo convenzionale, archivio storico del Banco di Napoli, piccolissima premessa diciamo di assetto istituzionale. La proprietà di questo archivio è non di una banca ma di una fondazione bancaria che non detiene più la banca. Questo è importante perché in genere negli occhi di chi mi sta di fronte immediatamente io vedo il simbolo dei dollaroni che scorrono. In realtà no, non è una fondazione per niente ricchissima, perché è una piccola fondazione. Vi posso dire anche quanto è grande o quanto è piccola. Le fondazioni bancarie in Italia sono 88, noi siamo al 53esimo posto, considerato una piccola fondazione bancaria che non ha più la banca ma a cui è rimasto questo enorme archivio storico bancario, documentazione bancaria di circa, ho apprezzato quei 83 km da Torino perché è una misura precisissima, noi diciamo tra 70 e 80 perché ogni volta che misuriamo escono fuori misurazioni diverse, questo direi abbastanza fisico, tra 70 e 80 km di documentazione bancaria che coprono un intervallo che va dalla fine del 500 grosso modo ai giorni nostri fino al 2000. Il grosso evidentemente è storia moderna, l'ultimo scorcio del 500, 600, 700, 800 sono estremamente ben rappresentati. Non voglio parlare dell'archivio perché richiederebbe una lezione e non sarei neanche in grado. Voglio però dirvi che all'interno di questo archivio di proprietà di una fondazione bancaria
si conserva fondamentalmente documentazione prodotta da 8 diversi banchi pubblici che nascono a Napoli fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, che a dispetto dell'aggettivo pubblico non erano di proprietà pubblica, ma erano istituzioni private che cominciano le loro attività come Monte di Pegni e poi aggiungono la funzione bancaria, e che sono un pezzo di storia della nascita del sistema bancario moderno. 3 anni fa, esattamente nel 2016, l'archivio ha aggiunto alle sue normali, tradizionali funzioni di apertura agli utenti, ha aggiunto una nuova funzione attraverso la costituzione di un museo dell'archivio. Abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento prima di Lanzini, che spesso ha utilizzato il termine pubblico per riferirsi agli utenti dell'archivio. Noi abbiamo sempre raccontato che noi agli utenti dell'archivio abbiamo aggiunto una nuova dimensione, che è il pubblico, i visitatori dell'archivio. Allora, se voi ci pensate, non sorprende nessuno quando diciamo che le chiese si visitano. In realtà quella è una funzione secondaria, visitare le chiese è una funzione secondaria, la funzione primaria delle chiese evidentemente è un'altra. Noi abbiamo aggiunto una funzione di visita all'archivio attraverso la creazione di un museo basato proprio su quelle microstorie che sono state proprio ora citate. Non l'esposizione del documento, ma la narrazione di storie che prendono spunto dai documenti d'archivio. Trattando il nostro archivio documenti bancari, tratta in realtà per il 99% di persone marginali che hanno attraversato la storia del Mezzogiorno, persone sconosciute, testimoni involontari dei grandi fatti storici. Utilizzando questa speciale prospettiva, letteralmente utilizziamo queste persone vissute fra 6 e 700 per farci raccontare il loro speciale punto di vista su un evento storico occorso nel viceregno napoletano o dove sia. Il museo ha avuto un pregio. Intanto ha creato un gruppo di lavoro all'interno dell'archivio che non fosse solo composto da archivisti, quindi ha aggiunto delle professionalità. In più ha dato una legittimazione all'archivio non solo da parte degli utenti, ma da parte di gruppi di cittadini, i nostri supporter, la nostra curva B, la nostra curva, i nostri tifosi, che si è riverberata in maniera positiva sulla proprietà dell'archivio. Perché spesso quando si possiede qualcosa il valore lo si capisce dagli occhi di chi ti guarda da fuori. La proprietà dell'archivio, la fondazione bancaria, non è sempre stata consapevole dell'importanza dell'archivio. Vedersela riconosciuta, ripeto, non da studiosi, ma da cittadini che visitano l'archivio e ne cadono innamorati, ok, come si direbbe con un inglesismo, ne cadono innamorati, ha dato nuova linfa a nuovi progetti all'interno dell'archivio, e uno di questi è il progetto di digitalizzazione su cui vorrei lasciare la parola ad Andrea Zappulli. Sì, salve. In realtà proprio su questo ragionamento si è innestato un discorso sulla digitalizzazione, il che probabilmente può sorprendere, perché di solito la digitalizzazione si inserisce nel dibattito sugli archivi come un metodo di rappresentazione per studiosi e per ricercatori, e si ragiona su come renderlo quanto più aderente possibile appunto alle richieste, alle domande che magari rimangono inevase in sala studi. Ma in realtà in questo caso, oltre che per questi motivi che sottendono a qualsiasi tipo di attività di digitalizzazione degli archivi ben fatta, la nostra domanda veniva da diversi tipi di pubblico, perché avevamo la presunzione di iniziare a ragionare su un'iniziativa che avesse uno scopo ben delimitato all'inizio e che quindi venisse da precise istanze dei nostri utenti, dei nostri pubblici, dei nostri visitatori. Allora tendenzialmente avevamo ragionato che tra le tante barriere che ci sono per quello che è definito l'engagement dei non pubblico
degli archivi, cioè la necessità di raggiungere persone che non penserebbero mai nella vita di andarsi a fare una camminata in un archivio storico e di cui probabilmente non ne hanno contezza riguardo l'esistenza, una delle barriere, oltre alla non conoscenza del sito in sé, era dovuta per esempio alla incapacità di leggere i documenti, alla frustrazione del trovarsi qualcosa di bello che sarà comunque sempre meno bello di un quadro, comunque sempre meno bello di una statua, e perdersi la possibilità, la grande possibilità che quell'oggetto, che se no rimane un feticcio, nasconde, cioè che quell'oggetto racconta una storia, che quell'oggetto in sé ha un brandello di storia, perché è un brandello di testo, e magari quel brandello di testo parla proprio di me, parla di me che non conoscevo nemmeno l'esistenza di quell'archivio, eppure magari lì, in mezzo a quelle righe di testo che del 1500, del 1600, che è difficile da leggere come un atto notarile, c'è una particella di me. In realtà l'intero progetto si inerpica nel cammino di andare oltre il forziere di bit, cioè andare oltre la digitalizzazione come una delle alternative, oppure un metodo semplicemente parallelo alla conservazione. La cosa che sentiamo dire da quella categoria che sta in mezzo ai completamente non addetti ai lavori, che cos'è un archivio, ai professionisti del settore, digitalizziamo tutto perché non sia mai viene un incendio in archivio, quindi in questo modo noi lo conserviamo. Diciamo, fatta salva la buona volontà di questa preoccupazione, che è legittima e che probabilmente è giusta, l'intero sforzo in questo senso è andato nella direzione di fare la digitalizzazione non solo un forziere, ma una macchina, un veicolo. E quindi ci siamo iniziati a guardare intorno, sapendo a chi doveva andare, cioè al più ampio pubblico possibile, che tipi di barriere doveva risolvere, doveva essere immediato e non doveva essere una galleria di immagini in color nero e pergamena, e a che cosa doveva servire per il futuro come divulgazione. E siamo approdati alla cooperativa RID e al suo figlio software, cioè alla sua tecnologia, che è Transcribus. RID è un progetto finanziato dall'Unione Europea per il 2016-2019, ha avuto un massiccio finanziamento. È un progetto soprattutto germanofono, perché protagonisti ne sono stati e ne sono adesso che ha cambiato pelle e quindi è diventata una cooperativa l'Università di Rostock, l'Università di Innsbruck e più mediterranea il Politecnico di Valencia. E la Fondazione Banco di Napoli si è avvicinata a questo progetto, ma attenzione, si è avvicinata alle tecnologie di questo progetto, perché questo non è un progetto finanziato da un ente esterno. La Fondazione Banco di Napoli ha investito in risorse umane, ce l'ha portato dentro di sé, ha anche lavorato su delle competenze che già aveva per metterle al servizio di una parte di questo progetto di digitalizzazione, e quindi si è assunta tutti i rischi e tutti i costi di questo progetto, usando e poi approdando come membro fondatore alla tecnologia offerta dalla cooperativa RID. La tecnologia offerta dalla cooperativa RID è soprattutto questo, che è uno strumento di digitalizzazione, che è un programma che è simile ai tanti programma desk che usiamo, è un office della digitalizzazione, non c'è bisogno di enormi competenze informatiche per usarlo, basta un puntatore mouse e un po' di pratica. E a differenza dei tanti prototipi che sulla digitalizzazione si usano, dei complicatissimi sistemi di creazione di ontologie oppure di analisi semantica del documento trascritto, Transcribus ha una grande particolarità: funziona tanto, funziona e produce molto materiale, e non c'è bisogno di particolarissime competenze tecniche per usarlo. Ed è composto in una serie di aree, lo faccio vedere perché così garantiamo di non mentire. Si carica un documento che finisce sui server dell'Università di Innsbruck, che garantiscono tutti i crismi di riservatezza del caso, nel senso che il documento è privato e accessibile solo all'utente finché esso non dichiara il contrario. Ha una parte di immagine per cui il documento viene restituito come una serie di immagini che poi vengono lavorate per essere trascritte, e poi c'è questo che è in realtà il fine del programma. A che serve questo progetto di digitalizzazione della Fondazione? Perché usa questa tecnologia? Perché questa tecnologia permette
di trascrivere in maniera semi-automatica il documento. Il documento manoscritto. Il documento un manoscritto. Dettaglio che ovviamente noi diamo per scontare tante cose è che l'80% della nostra documentazione è manoscritta. Come avviene questo? Questo avviene lavorando sull'immagine. Chi di voi ha un minimo di confidenza con i social media, Facebook in particolare, sa che si può taggare una persona in una foto. E passando il mouse su quella foto noi vedremo il quadratino intorno alla faccia di quella persona col nome che appare. Transcribus funziona taggando le parole. E dato che l'informatica tutto sommato altro non è che un enorme susseguirsi di 0 e 1 e di sì e no, Transcribus che cosa fa? Ci chiede di iniziare a trascrivere quel documento manoscritto, di trascriverne un certo numero di pagine, un certo numero di materiale, dopodiché attraverso un sistema di reti neurali ricorrenti e una scatola in cui circolano i dati, le informazioni che noi gli diamo, lui inizia a imparare a riconoscere quel tipo di grafia. Andrea ha descritto il motore, ma quando voi accendete la macchina non avete bisogno di sapere come funziona il motore. Quindi non è che noi siamo padroni di queste cose che lui sta raccontando. Sappiamo accendere la macchina e scrivere. Esatto. Abbiamo bisogno di trascrittori. Poi fa tutto lui. La cosa importante è che restituisca il risultato. In ogni caso può sembrare una tecnologia enormemente avanzata, ma se noi parliamo col microfono di Google o di WhatsApp premuto, lui non fa nient'altro che leggere un suono. È lo stesso concetto di tecnologia, in questo caso legge un'immagine. E così come prima si allenavano i lettori di parole, dovevi leggere un testo per fare in modo che in seguito lui riconoscesse bene, in questo caso bisogna trascrivere, bisogna allenare la macchina a riconoscere una grafia. Che cosa trascrivere? Che cosa digitalizzare? Questo forse spiego. Sì, su questo mi piace intervenire. Tra le unità archivistiche che noi abbiamo esistono in archivio circa 4.000 pandette. Le pandette sono indici di nomi e cognomi dei clienti degli antichi banchi pubblici. Sono 4.000 per un totale di circa 16-17 milioni di nomi. Siamo partiti alla pandetta per un motivo molto semplice, nomi e cognomi. Perché i nomi e cognomi sono per il nostro archivio il punto di partenza assoluto di ogni ricerca di qualsiasi studioso. Non si può arrivare in archivio senza avere un nome e cognome in mano, perché per la struttura della nostra documentazione quello è il punto di partenza, quindi ha un impatto sugli studiosi, è importantissimo. Ma nomi e cognomi, abbiamo imparato nel rapporto con i nostri visitatori, sono anche letteralmente il gancio con la curiosità del passante, del nostro visitatore. C'è un problema di identità, il ritrovare banalmente un cognome simile al proprio in un documento del Cinquecento fa scattare anche diciamo non filologicamente corretto, ma sicuramente suggestivo meccanismo di immedesimazione da parte delle persone. Ci sono io là dentro, non è così e le persone lo comprendono, però è un meccanismo di specchio che fa scattare l'innamoramento per l'oggetto archivio, perché qua dentro c'è la mia memoria, trovo il cognome Zappulli che è il suo cognome, una persona, ripeto, i non studiosi, i non specialisti riconoscono in quell'archivio un forziere, un luogo dove si conserva la sua memoria. Quindi nomi e cognomi sono stati considerati all'interno, diciamo, del progetto come il punto di unione dell'interesse degli studiosi specialisti e dei visitatori dell'archivio. Per questo siamo partiti da questa unità archivistica. E in realtà che ha che questa così, faccia esattamente. Che è un elenco, anzi io direi che è un elenco del telefono, e così come un tempo con trepidazione si andava a cercare il cognome dell'amica sperando che il padre avesse il numero sull'elenco del telefono e a fianco al nome dell'ingegner Turrini c'era un numero di telefono che costituiva il momento in cui si poteva continuare una relazione con quella persona. Esattamente così, a fianco a questi nomi e cognomi c'è un numero, che in questo caso è un numero di affogliamento, cioè il numero di pagina di un altro volume. Oggi sarebbe l'IBAN oggi. Quel numero costituisce la promessa di un proseguimento della relazione con quel nome.
Esattamente, quindi in questo caso esistono, e lo diceva prima l'intervento che ha citato Sergio, molte persone che vanno in archivio specialmente per cercare le proprie ascendenze, specialmente per cercare ridotto all'osso il proprio cognome. Ecco perché partire da questo tipo di unità. E devo dire la verità, lo sforzo che è stato fatto è quello di creare un sistema di lavoro lineare, cioè un sistema di lavoro in cui, come una catena di montaggio, le unità archivistiche venissero digitalizzate e trattate. E quindi, come una piccola piramide, è stata costruita dalla digitalizzazione alla segmentazione, che poi vedremo che cos'è in maniera molto breve, a una prima trascrizione, perché ovviamente il modello impara man mano e quindi il risultato automatico della trascrizione del testo parte basso e arriva vicino al 100%, e quindi un sistema di revisione in cui sono coinvolti, questo ci tengo a specificarlo, nella parte alta della piramide, personalità, spesso anche una formazione archivistica, ma più spesso con una formazione da ex ricercatori del nostro archivio, perché devono saper leggere bene le grafie, devono essere dei grandi lettori di grafie, e le nostre sono grafie omologate perché è un archivio aziendale tutto sommato, quindi la stessa penna scrive finché non lo cacciano o finché non muore o finché non lo promuovono nel suo ruolo di pandettario, e quindi è stata una felice commistione di competenze e di percorsi professionali. E poi ovviamente c'è un coordinamento tecnico. La notizia lieta è che il primo gradino di questa piramide è stato messo su formando delle risorse volontarie, formando le risorse del servizio civile, che coprono un arco temporale ampio, cioè i 12 mesi, quindi non sono così brevi da non poter produrre risultato e non sono così lunghe da poter avere altri effetti sulla struttura, e in questo modo, insomma, loro hanno vissuto un'esperienza molto qualificante dal punto di vista professionale, e la velocità e la mole del lavoro, perché le risorse umane impiegate sono ovviamente tanto, se ne è giovato. Poi abbiamo parlato appunto dei ricercatori che validano scientificamente il risultato, quindi correggono quella che è la prima mano di vernice passata alla macchina, e dai volontari la validano dal punto di vista della trascrizione. E infine il coordinamento tecnico: si è rotto il programma, no, non si può rompere il programma, ci deve essere qualcosa che non va, non riesco a salvare il documento, ho perso il lavoro, come lo recupero? Bisogna contattare Innsbruck perché abbiamo un problema, e cioè, tutte queste rogne qua vanno sostanzialmente a un'altra risorsa che finché non mi cacciano sono io. Il primo punto è la digitalizzazione. Io questa foto l'ho messa apposta, perché quando si parla di progetti di digitalizzazione c'è il grosso terrore per l'ente piccolo, per il soggetto conservatore piccolo, di non avere i mezzi. Lo scanner costa 80.000 euro. Lo scanner digitale è un tesoro preziosissimo e pochissimi hanno. Noi facemmo letteralmente costruire una camera oscura con una ottima macchina fotografica a proiezione zenitale, per cui è così. Per cui è una macchina fotografica messa molto bene in uno spazio costruito apposta, con il carrello che si alza e si abbassa a seconda delle difficoltà, ma nient'altro. Noi non lavoriamo con gli scanner, anche perché i nostri volumi sono troppo grandi per poter finire uno scanner. Dopodiché il lavoro si orienta nelle fasi che vi ho già descritto, quindi segmentazione, lancio del modello automatico e correzione degli errori. Noi vi abbiamo preparato 3 brevi video di pochi secondi ciascuno, dove queste attività si vedono, perché è molto meglio vederle e quindi vedere la macchina che lavora, piuttosto che doverle spiegare semplicemente a parole. Vai. Ok, qui si vede esattamente quello che si fa. Come dicevo prima, si segnalano le aree di testo, cioè c'è una persona all'altra parte del computer che sta dicendo alla macchina: qui c'è testo, questo me lo devi leggere come se fosse una pagina di Word. È una colonna di testo. Noi facciamo questa cosa complicatissima perché lavoriamo su dei documenti che sono delle tabelle. Se fosse un giornale, se fosse un atto notarile, se fosse una collezione di atti scritti dallo stesso notaio, basterebbe premere un tasto perché le riconoscerebbe automaticamente. Noi abbiamo l'ingrato compito di dividerla, perché ci servirà per costruire un database, quindi dobbiamo fare una colonna di nomi, una colonna di cognomi e una colonna di numeri.
ed è purtroppo un lavoro che viene svolto all'80% da un utente, e quindi lo disegna. Dopodiché la macchina riconosce da solo le parole. Dopo questo, vedete, compariranno delle linee azzurrine che all'interno dell'area di testo segnalano le parole, eccole. Lui ha riconosciuto da solo dove in quest'area di testo ci sono le parole. Poi ci sono delle limature perché magari spacca una parola in due, invece va letta unita, e questa è la prima fase, che è la fase più time spending dell'intero processo, ovviamente. Poi c'è la fase interessante, perché fin qui è lavoro umano. Ma la grossa novità è questa. Una volta fatto questo, non c'è scritto niente, il testo è vuoto, nessuno ha inserito testo, è stato allenato un modello prima, quindi tanto testo è stato inserito, ma dopodiché, dopo averlo fatto per 50 pagine, non si fa più, perché basta premere un ok, in questo caso è l'ultimo modello che abbiamo allenato, che arriva a percentuali di 93% di riconoscimento del testo. Fatto ok, la macchina lavora, ci mette poco ed è fortunatamente accelerato, ma comunque ci mette una trentina di secondi massimo per ogni pagina, e dove che escono fuori i risultati? Ha completamente completato la colonna di nomi. È chiaro che vanno rivisti, e adesso vediamo come, non vi faccio arrivare in fondo a questo. C'è una fase di correzione, ma i risultati sono reali e sono buoni. Questo l'ha sbagliato, per esempio, aveva scritto pallo, perché è scritto male, perché c'è un ghirigoro sopra che l'aveva messo in inganno, e a volte fa la doppia L, così l'ha visto in passato e quindi ha dato un 50 e 50 di possibilità. Ma gli altri sono quasi tutti giusti. Si alzano gli apici, perché noi in maniera anche graficamente accettabile facciamo così, si mettono i due punti se vengono saltati, ma i nomi combaciano, e noi trattiamo la più difficile per questa tecnologia delle unità archivistiche trattabili, perché sono nomi, cognomi, numeri, quindi non usiamo dizionari esterni che pure si possono attaccare, dobbiamo fare tutta l'area di segmentazione, trascriviamo manualmente poche pagine e così via. Insomma, era giusto per dare una prospettiva. Quali sono i risultati fino a questo punto? Così andiamo a chiudere. Il primo modello è stato il 14 settembre 2018, alla prima sperimentazione faceva l'82%, quello di questo mese fa il 92%. Ovviamente ne sono stati allenati tanti, siamo arrivati per ogni grafia, perché per ogni grafia va allenato un modello, a meno che non siano molto simili, a una percentuale standard tra il 92 e il 95%. Questi sono appunto questo è il risultato del workflow di prima, cioè di come è strutturato il lavoro. Abbiamo trascritto 5.350 fogli, quindi a unità archivistica aperta, 36 unità archivistiche delle 70 circa che il progetto vuole coprire, precisamente 60 perché 10 sono intrattabili, e 126.000 nominativi fino a questo punto. Cioè 126.000 nomi, 126.000 cognomi, 126.000 numeri di conto. L'idea è quella di renderli disponibili a tutti. Che ci faccio poi con questa sorta di Ellis Island del mezzogiorno barocco in questo caso, perché noi stiamo lavorando solo gli ultimi 20 anni del Cinquecento? Che ci faccio? O lo metto in un computer in sala studio, utile, più o meno utile, oppure in qualche modo cerco di renderlo disponibile. L'ottima cosa di Transcribus è che ha una pagina tutta dedicata all'inserimento dei metadati. Posso scegliere il set, sono tra i più comuni ovviamente, li inserisco facilmente come mi avete visto inserire il testo. E quindi poi con questi oggetti posso decidere cosa farci. Su che cosa farci però vorrei ridare la parola a Sergio, perché... Su cosa farci in realtà è un tema su cui stiamo ragionando. Quello che piacerebbe a noi è creare uno strumento come lo strumento di ricerca per eccellenza attuale. Quando noi abbiamo un dubbio oggigiorno, noi prendiamo il telefono, c'è una stringa bianca, il sito più famoso del mondo è una pagina bianca con una striscia, con una stringa in mezzo.
è una chiave di accesso all'informazione. A noi piacerebbe ragionare su una cosa del genere, cioè su un'interfaccia che consenta di digitare un nome, probabilmente anche in maniera scorretta, avere la restituzione degli n possibili risultati derivanti da questo piccolo database. Abbiamo detto tutto? Quasi. Abbiamo detto bugie? No, non molte. Ci siamo spero allineati in quel segmento, sicuramente, come diceva prima, come si è detto prima, tendenzialmente eretico della funzione degli archivi. Però noi siamo una faccia di un'istituzione che è antichissima, che è stata chiusissima, che è stata molto settoriale, che poi si è man mano aperta. Io credo che non ci sia niente di meglio di raggiungere un pubblico che ancora non c'è per gli archivi. Chiudo in un secondo. L'Archivio Storico del Banco di Napoli insiste oltre il circuito turistico della città, in un quartiere che è Forcella, che è un quartiere abbastanza complesso all'interno del tessuto urbano. Ebbene, noi siamo circondati da persone la cui storia è contigua ai loro balconi di casa, letteralmente, perché sono i nomi degli impiegati che sono i cognomi delle persone che ci abitano intorno, e o noi riusciamo in qualche modo a creare un contatto tra questo tesoro di informazioni all'esterno, o semplicemente nella scala di utilità che hanno le istituzioni di conservazione culturale, i granai della memoria, degli archivi in generale, siamo molto in basso. E quindi l'evoluzione, insomma, potrebbe essere feroce a lungo andare. Grazie. Grazie a Sergio e Andrea che avete resettato molti dei temi, delle espressioni che abbiamo usato oggi, e adesso davvero ci fa moltissimo piacere che il direttore della Biblioteca Marciana, Stefano Campagnolo, tratti il tema delle grandi biblioteche e grandi archivi, distanze e vicinanze. Grazie Stefano. Grazie a voi, grazie a tutti. Non mi esimerò ovviamente dai ringraziamenti, anch'io ringraziando innanzitutto Raffaele Santoro che mi ha avvolto qui, e mi ha fatto lo scherzo però di farmi parlare dopo due giovanissimi, bravissimi e simpaticissimi napoletani che, come è noto, sono imbattibili. Quindi io invece cercherò di essere almeno la metà simpatico, diciamo, e la metà interessante per quanto hanno fatto loro. Ringrazio anche l'Ateneo Veneto che colpevolmente vedo quest'oggi. Io sono a Venezia da poco più di un anno, vedo per la prima volta quest'oggi, quindi chiedo venia per questa colpa. E quando Raffaele Santoro mi ha invitato a relazionare a questo convegno di archivisti, me unico bibliotecario, in realtà mi aveva chiesto di parlare anche semplicemente, tra virgolette, della Biblioteca Marciana. Però mi sono sentito obbligato a pensare a un qualcosa, a un tema per così dire interdisciplinare. Il titolo del convegno poi mi ha dato ispirazione, costruito com'è a ricalco. Altri hanno parlato del titolo, io non ho, mi scuso anche per non aver potuto intervenire alla sessione mattutina, però purtroppo gli impegni di lavoro me l'hanno impedito. Non ho sentito quindi l'introduzione di Raffaele Santoro, però suppongo che anche lui abbia visto come il titolo del convegno è un ricalco di un libro importante della biblioteconomia, un classico della biblioteconomia, ovvero sia il libro che ha introdotto nel nostro paese nel 1964 con grande forza la riflessione sulla public library di stampo anglosassone, cioè la biblioteca pubblica istituto della democrazia. Quindi, fatto salvo il venezianissimo accento posto sull'Arsenale, che è pure un luogo fisico in questa città,
appunto mi ha richiamato questo libro che mi è molto caro per una ragione essenziale. Il libro è di Virginia Carini Dainotti, grandissima bibliotecaria del secolo scorso, che agli inizi della carriera ha ridisegnato, rifondato la Biblioteca Statale di Cremona, che io ho avuto l'onore di dirigere per 10 anni, e lei vi ha applicato i principi che poi hanno ispirato la sua lunga carriera di dirigente e di studiosa. E ho pensato quindi che questo tema interdisciplinare potesse essere in realtà un tema classico, classico almeno soprattutto per gli studiosi di archivistica, più che per i bibliotecari, nel senso che il tema del confronto fra archivi e biblioteche appare tardivamente nella letteratura professionale biblioteconomica, ma invece precocemente in quella archivistica. Questo confronto sulla natura della biblioteca e dell'archivio in ambito italiano, loro similitudini e differenze, fondamentalmente è un discorso, è un tema anche archiviato, scusate il calembour, quantomeno sul piano ontologico. Già negli studi ottocenteschi sull'archivistica era stato affrontato, ma è stato delineato con chiarezza da Giorgio Cencetti remotamente nel 1937 o Elio Lodolini più recentemente, e si tratta comunque a parer mio di un soggetto su cui conviene interrogarsi ricorrentemente e intorno al quale in tempi recenti si sta lavorando in modo anche intenso. La chiarezza metodologica inoltre è utile se si pone mente al fatto che i provvedimenti legislativi in materia di archivi e biblioteche sono stati determinati, almeno largamente, dai concetti scientifici consolidati nel tempo in cui ha operato il legislatore. Ripercorrendo rapidamente i punti essenziali individuati dalla dottrina, specialmente dalla lucida esposizione di Cencetti, diremo che, al di là della somiglianza strutturale condivisa da archivi e biblioteche quali agglomerati di carte collocate in edifici per lo più storici, con problematiche conservative pressoché identiche, nonché uguali necessità gestionali e difficoltà uguali se guardiamo al mondo MIBACT, la differenza di fondamento sta nella natura degli archivi quali universitas rerum ex distantibus, spontaneamente e necessariamente costituita in quanto discendente dall'attività di un soggetto, ente, istituzione o persona, e legata perciò da un vincolo derivante dalla destinazione comune, sintetizzata nell'adempimento delle funzioni dell'ente, e in quanto tale infungibili, indivisibili, non commerciabili, determinandone pure l'unico possibile metodo di ordinamento, il metodo storico, consistente nella ricostituzione dell'ordine originario che le carte avevano al momento della loro creazione, affinché siano in grado di riflettere l'organizzazione e il funzionamento dell'ente produttore e consentire in tal modo una corretta esplorazione dell'archivio. Invece l'universitas rerum, che costituisce una biblioteca, è artificiosamente determinata, legata allo scopo del collettore. Inoltre, gli oggetti documento che compongono l'archivio hanno, almeno in partenza, valore giuridico-amministrativo e traggono reciproco significato dall'insieme cui appartengono, mentre gli oggetti libro che compongono la biblioteca non hanno valore giuridico, in compenso hanno ab origine un valore venale e commerciale e mantengono una individualità che non viene meno anche laddove separati dal resto. Però queste ultime affermazioni di Cencetti è superata completamente, diremmo, dalla moderna biblioteconomia, poiché anche nella biblioteca, nel singolo fondo bibliografico, tutti gli oggetti sono reciprocamente legati, quale espressione di un'attività di natura intellettuale e non giuridica che costituisce comunque un vincolo non meno forte di quello archivistico. Anche la distinzione operata fra fondi archivistici quali insiemi di originali versus i bibliografici quali insiemi di copie multiple e moltiplicabili è erronea alla luce della moderna biblioteconomia, in cui il concetto di copia multipla anche sulla base della considerazione precedente
è ormai assai affievolito. Però vedremo poi altre differenze rispetto alle altre sfumature concettuali rispetto a queste definizioni classiche. La differenza sostanziale sta quindi nella ragione costitutiva di archivi e biblioteche a partire dai singoli oggetti che li compongono. Da questa differenza discende la differenza negli ordinamenti, nelle funzioni, nel rapporto con gli utenti, nelle metodologie descrittive. Questo in teoria. In pratica sono molte le sovrapposizioni esistenti fra archivi e biblioteche e ne riassumiamo rapidamente le principali. Spesso archivi e biblioteche coesistono nello stesso luogo, a volte solo fisicamente, ma più spesso funzionalmente, caso frequente per i fondi preunitari e per i piccoli comuni, circostanza determinata anche dal dettato legislativo per ragioni di economia di risorse. Lo stesso accade in istituzioni private, un esempio preclario veneziano è dato dalla Biblioteca Museo Archivio Querini Stampalia, ma tutti i presenti, in alcuni casi sono stati anche evocati nelle relazioni precedenti, potrebbero moltiplicare tali casi. Nelle grandi istituzioni una funzione prevale sempre sull'altra, rendendola residuale. Tante grandi biblioteche conservano archivi, anche rilevanti, a partire dall'archivio stesso dell'ente biblioteca, che quando risale lontano nei secoli diventa in sé ragguardevole, come ad esempio l'archivio della Biblioteca Nazionale Marciana, fondata nel 1468. Inoltre, quasi tutti gli archivi possiedono biblioteche anche ricche e celebri, come è stato citato più volte Torino, lo faccio anch'io, la Biblioteca Antica dell'Archivio di Stato di Torino. Molti materiali hanno natura mista e potrebbero, come in effetti accade, trovarsi in un archivio o in una biblioteca. Di converso, molti materiali, malgrado gli scambi e i depositi avvenuti nel tempo, hanno natura totalmente archivistica o bibliografica, eppure sono gli uni in una biblioteca e gli altri in un archivio, per le ragioni storiche più disparate. Faccio un esempio contemporaneo, anzi futuro, perché il giovedì prossimo, il giorno 23, con l'amico e collega Gianni Pensodoria, presenteremo presso la Biblioteca Marciana l'esemplare postillato delle prose della volgarlingua di Pietro Bembo che la Direzione Generale di Archivi ha acquistato e destinato all'Archivio di Stato di Venezia. Ci sono particolari fondi dei quali è difficile distinguere la natura. L'esempio più tipico sono le biblioteche e gli biblioteche e archivi familiari, soprattutto se la biblioteca è frutto di una passione bibliofila riscontrata nelle carte d'archivio, che magari raccontano, giustificano e documentano tale passione, tratteggiando nel contempo le attività collaterali o di cui la passione bibliofila è collaterale, che sostengono l'economia familiare o disegnano un'attività professionale, magari su più generazioni, magari con un'altrettanto importante attività collezionistica tout court, come l'appena ricordato caso Querini Stampalia. La definizione teoretica per tali tipologie archivistiche di archivio improprio, introdotta da Antonio Romiti, che individua accanto al vincolo naturale dell'archivio proprio un vincolo residente nella caratterizzazione delle metodologie formative dell'archivio stesso, ma non riconoscibile nella documentazione prodotta, denominata archivio improprio. Ecco, assomiglia molto, cioè tali metodologie formative, cioè assomigliano molto a quella che lega, determina e vincola concettualmente i fondi bibliografici, a cui facevo cenno poco fa. È proprio negli archivi privati in cui si trova la massima convergenza a livello teorico fra archivi e biblioteche, anche se archivisti e bibliotecari hanno visioni divergenti a seconda del punto di partenza e osservazione. È noto, ad esempio, come secondo alcuni studiosi il libro entrato in archivio diventa materiale archivistico e viceversa.
Affini agli archivi biblioteche familiari, affini, sono le biblioteche archivi d'autore. La Biblioteca Nazionale di Roma ha avviato con Andrea De Pasquale da alcuni anni un interessante esperimento di musealizzazione degli archivi dei letterati italiani del Novecento, denominato Spazi Novecento, in cui accanto a carte, libri e documenti trovano spazio anche oggetti e memorabilia. Voglio fare anche qui un esempio contemporaneo, un caso d'attualità. So che i colleghi milanesi della sovrintendenza stanno lavorando intorno all'eredità di Umberto Eco, composta di una larga biblioteca distinta già dal proprietario, fra una biblioteca antica e moderna, e un'altrettanto vasta sezione d'archivio personale. So che la sovrintendente, l'amica Annalisa Rossi, ha posto un vincolo complessivo sull'intero compendio, cioè su biblioteca e carte, e so pure che lo Stato ne sta trattando l'acquisizione con gli eredi. Non so dire alla fine cosa sarà del complesso però bibliografico archivistico, essendo a tutti noto come non infrequentemente le raccolte vengano scorporate, che carte, libri ed eventuali oggetti vengano ceduti separatamente, è accaduto tante volte, a istituzioni diverse, troncando le relazioni d'appartenenza. Infine, ma molti altri punti di collegamento potrebbero essere toccati o approfonditi, c'è pure una bibliografia abbastanza ricca in merito, dopo una partenza diciamo ritardata, però anche i bibliotecari sono arrivati sulle riflessioni sul tema. Dicevo, bisogna ricordare come dopo 45 anni, con la legge 6 agosto 2015 125, non solo la tutela dei beni bibliografici è tornata allo Stato, ma è stata unificata alla tutela dei beni archivistici, come prima credo non fosse mai accaduto nella storia unitaria italiana. E questa, sotto le nuove sovrintendenze per i beni archivistici e bibliografici richiamate poc'anzi, una modifica i cui effetti non sono stati forse valutati appieno e che saranno misurabili solo nel lungo periodo. Esiste poi un punto di forte coincidenza fra le attività bibliotecarie e le archivistiche, poiché viene intaccata la ragione principale alla base della distinzione fra archivi e biblioteche che abbiamo visto in premessa, ovvero la diversa modalità di costituzione e accrescimento, naturale e spontanea per l'archivio, artificiale e volontaria per la biblioteca. Nella tradizionale mission della biblioteca, selezionare, conservare e mettere a disposizione, mentre per l'archivio, mi correggano e mi perdonino eventualmente i colleghi archivisti, cioè accoglie l'archivio, scarta eventualmente anche subito, però conserva e mette a disposizione. Quindi il primo punto, ovvero sia la selezione che opererebbe preliminarmente la biblioteca, con la legge sul deposito legale, la nuova legge sul deposito legale, è proprio questo punto a venire meno, quello distintivo fra le due tipologie di istituzione. Infatti, con la legge 106 dell'aprile del 2004 e successivo regolamento attuativo, gli scopi del deposito legale sono stati completamente ridefiniti rispetto alla legislazione precedente e il vecchio diritto di stampa, nato nel 1939, annus mirabilis, perché è accaduto tutto per il nostro settore nel 1939, e che aveva legge precedente che aveva sotto in epoca fascista aveva più finalità di controllo e semmai di accrescimento delle collezioni più che finalità culturali, e riguardava essenzialmente le pubblicazioni a stampa. E con la nuova legge c'è stata anche la costituzione, accanto agli archivi nazionali, di archivi regionali della produzione editoriale. Non a caso gli archivi regionali e nazionali della produzione editoriale si chiamano archivi e non biblioteche, proprio per le ragioni che dicevamo prima. Oltre alla naturalità del principio di costituzione degli archivi editoriali, se ne noti anche la rispondenza a un obbligo di legge e il valore legale che acquisiscono, quali documenti, gli oggetti depositati, derivando sì da una molteplicità di soggetti, ma per adempiere a un unico scopo determinato dalla legge, e anche per la natura giuridica che indirettamente ricoprono, in quanto il deposito ottempera un disposto legislativo.
e con tanto di apparato sanzionatorio. Si pensi ad esempio all'obbligatorietà del deposito dei tesi di dottorato di ricerca, condizione indispensabile per il conseguimento del titolo accademico. Quindi le biblioteche di fatto gestiscono questi che sono, credo si possa dire a tutti gli effetti, gli archivi editoriali. La biblioteconomia a partire dalla seconda metà del XX secolo è stata ed è tuttora fortemente influenzata dal pensiero del grande bibliotecario indiano Shyali Ramamrita Ranganathan per gli amici e basta, e le sue 5 leggi della biblioteconomia. Le 5 leggi di Ranganathan hanno avuto una fortuna strepitosa al di là dell'ambito biblioteconomico, perché hanno fatto le 5 leggi un po' per tutto, però io mi sono sforzato di cercare di vedere se pure gli amici archivisti avessero elaborato le 5 leggi dell'archivistica, ma non mi è riuscito, quindi suppongo che le 5 leggi dell'archivistica non sono state inventate. E devo dire, la prima legge di Ranganathan, che recita "i libri sono per l'uso", e credo che renda subito manifesto come siano inapplicabili all'archivistica. Le biblioteche quindi sono tutte volte al servizio, nascono per questo. Tuttavia mi pare di intendere che gli archivisti abbiano saputo rimodulare con grande efficacia il rapporto con il pubblico nei decenni più recenti, cioè leggendo i testi classici appunto del Cencetti e altri, invece il pubblico non sembra trovare uno spazio, quantomeno non viene posto in primo piano. Invece mi sembra che si sia riusciti, che gli archivisti siano riusciti a interpretare in modo assai perspicuo la valorizzazione del patrimonio senza derogare al metodo storico. E abbiamo avuto per esempio poco fa un esempio di valorizzazione intesa in modo assai moderno, mi pare di poter dire. Ecco, proprio a proposito del rapporto con l'utenza, sicuramente nel moderno e ampio concetto di valorizzazione, così come espresso nel Codice dei beni culturali, è troppo spesso travisato, perché il termine stesso e il fatto che per parlare di valorizzazione spesso si usi il lessico proprio dell'economy management ha fatto sì che venisse malinteso come attribuzione di valore ai beni culturali. Così non è. La valorizzazione è il concetto superiore espresso nel nostro codice, perché ricompone e riassume in sé anche la tutela. Quindi trovo che proprio il dettato del codice sia particolarmente ben espresso. E questo il terreno della valorizzazione penso che possa essere un terreno di incontro proficuo e fecondo fra archivi e biblioteche. Non ci sono solo gli archivi e biblioteche in realtà, perché accennavo preliminarmente a quanto si sta facendo intorno a questa collaborazione, e non posso quindi non ricordare il MAB, acronimo di Musei, Archivi, Biblioteche, Coordinamento Nazionale Permanente, promosso nel 2011 da Associazione Italiane Biblioteche, ANAI e ICOM Italia, che si propone come luogo di elaborazione di proposte e di azioni che pongano gli operatori professionali dei beni culturali nella condizione di sviluppare esperienze di collaborazione, di confrontarsi sulle criticità dei singoli ambiti disciplinari e di promuovere soluzioni organizzative, normative e tecnico-scientifiche per gli istituti culturali e per il patrimonio culturale in genere. C'è qui però, io non lo conosco personalmente, ha parlato al mattino, però Marco Carassi, che è uno dei sottoscrittori di queste parole che costituiscono l'atto fondativo di questo coordinamento permanente, quindi potrebbe esprimersi molto meglio di me in merito. Però ecco, io ho notato che una parte rilevante, c'è stata una parte importante relativa alle questioni professionali, cioè legate al doppio ambito, triplo, perché ci sono anche i musei, ambito professionale,
Però una parte importante delle attività del MAB, soprattutto le sue articolazioni territoriali, alcune particolarmente attive, è nello studio dei linguaggi di descrizione catalografica, che certamente rappresenta il punto più controverso e la sfida più grande del coordinamento. Alcuni gruppi regionali hanno prodotto documenti in tal senso già piuttosto avanzati, potendo fidare sull'evoluzione intervenuta negli standard internazionali sia in ambito bibliotecario, sia archivistico, sia in misura minore museografico. Il luogo d'incontro di tali luoghi della cultura, scusate un altro gioco di parole, è il mondo virtuale. Abbiamo visto prima un esempio di utilizzo del digitale. Alcuni esempi in questa direzione esistono già, in cui si dà accesso a una moltiplicità di oggetti e notizie, sia in forma di metamotori, sia come autonome basi di dati. Basti pensare a Gallica, alla Bibliothèque Nationale di Francia, alla Library of Congress, alla stessa Europeana, ma ci sono tanti altri esempi minori come dimensioni riferiti a singoli archivi, biblioteca, museo, il Museo Galileo, insomma, e altri. È un progetto che partiva con intenti simili, di cui però io so quasi nulla, anche se dovrei far parte del board dei promotori o quantomeno degli affiliati a questo progetto, è il Venice Time Machine, da cui si è recentemente sottratto l'Archivio di Stato, ha fatto lo stesso qualche giorno fa l'Istituto Veneto. Io devo dire che io non so niente, io non ho documenti sottoscritti, e i miei collaboratori non hanno neanche saputo indicarmi delle attività che siano state svolte in questo senso, quindi non mi esprimo. Però devo dire che in teoria quel modello collaborativo fra archivi, biblioteche e musei dovrebbe essere, quando ben sviluppato, un modello di quel tipo è sicuramente un modello virtuoso. A proposito del mondo digitale, e qui vado a chiudere, sia le biblioteche sia gli archivi hanno già oggi e avranno ancor più in futuro un colossale problema di conservazione, quello per l'appunto dei dati digitali. Per le biblioteche questo vale sia per gli oggetti digitali di cui al deposito legale, che sono stati ricompresi con la nuova legge nell'obbligo di deposito, sia per la grande quantità di oggetti creati dalle stesse biblioteche, ovvero le teche di riproduzioni che si incrementano geometricamente e che non possono essere considerate alla stregua di semplici copie. Habent sua fata libelli, sed etiam digitalia, nel senso che una volta che esiste la copia digitale, ha una sua essenzialità e originalità che va preservata. E però solo chi ha dimestichezza con tali problematiche sa quanto siano a rischio questi dati, quanto molto spesso centinaia di terabyte di riproduzioni digitali e altri non rispettino gli standard che pure esistono a livello internazionale per la preservazione dei dati digitali. Immagino che la smaterializzazione in corso per gli atti della pubblica amministrazione ponga in questo senso pure grossi problemi e li ponga pure per il futuro agli archivi. Proprio per la conservazione va citato l'importante progetto in cui coinvolta la Biblioteca Nazionale Marciana, denominato Magazzini Digitali, cioè le due biblioteche nazionali centrali hanno il compito appunto di preservare cioè, quello è disposto dalla legge, sia il deposito legale digitale degli oggetti nati digitali, ma sia anche, questo invece è un compito che ci siamo autoimposti, le teche digitali delle biblioteche. Le due biblioteche nazionali centrali hanno il compito di conservare la copia principale. Alla Marciana è data la gestione del cosiddetto dark archive, cioè la copia di sicurezza in pratica. E questo è un progetto che si sta cercando di portare avanti, nasce nel luglio del 2011,
Tra il 12 e il 14 è stata iniziata la sperimentazione di infrastruttura e delle procedure di deposito, ed è un progetto secondo me in cui sarebbe necessario investire molto, e potrebbe un domani rappresentare pure un modello, oppure si potrebbero attivare delle sinergie con il mondo degli archivi. Certamente in un futuro che oggi ci pare ancora abbastanza lontano, una piena sinergia, una collaborazione totale potranno essere raggiunte fra archivi e biblioteche nello spirito di MAB, per l'appunto, cioè senza che ciascuno rinunci alle proprie particolarità, e arrivare a una rete integrata al fine di offrire non solo un nuovo servizio all'utenza, ma produrre un incremento reale della conoscenza. Grazie. Grazie direttore per la bellissima relazione, proprio che costruisce ancora ponti, collegamenti e possibilità di sviluppo. Adesso penso che se ci sono delle domande, i relatori sono tutti qui, vi ringrazio perché davvero siete molto pazienti e attenti, quindi possiamo forse anche, visto che siamo in orario quasi perfetto, prenderci il tempo per scambiarci delle impressioni o delle osservazioni, fermo restando che poi domani abbiamo un'altra mezza giornata di relazioni molto molto interessanti, e quindi che si concluderanno appunto con un dibattito e con uno scambio conclusivo. Se ci sono delle domande, prego. Sì, io avrei due domande, una per il dottor Campagnolo e un'altra per i colleghi della Fondazione Banco di Napoli. Quello per il dottor Campagnolo è relativo proprio all'ultima cosa di cui stiamo parlando, magazini digitali. Allora, su Forum PA dovete, se vogliamo che ascoltino tutti, grazie, molto gentile. Grazie. Allora, domanda per il dottor Campagnolo. Su Forum PA, nella scorsa primavera, c'è stato uno scambio, un dibattito a distanza tra Costantino Landino, che aveva scritto un articolo sul problema della conservazione dei siti web, nel quale diceva: in Italia siamo a carissimo amico. C'è stato un inizio di progetto di studio alla Nazionale di Firenze, mi pare, cioè però stiamo ancora fermi, mentre in altri paesi le biblioteche nazionali stanno conservando. E ha risposto una collega della Nazionale di Firenze dicendo: ah no, è ingiusto dire che stiamo così a carissimo amico, stiamo adesso in una fase in realtà operativa, e le prime sperimentazioni a cui aveva fatto riferimento Landino in realtà sono andate avanti, e si sta avviando questa cosa. Nell'articolo c'è un link ad una pagina del sito della Biblioteca Nazionale di Firenze, nel quale c'è un bando per una manifestazione di interesse per delle società per cominciare appunto a creare infrastrutture per la conservazione dei siti web. Volevo capire se ci sono stati altri passi in avanti, e nel caso, perché da lì non era poi chiaro, quali siti web verrebbero conservati. Era chiaro dall'intervento che è assolutamente impensabile di conservare tutti i siti web prodotti in Italia, cioè quelli .it, però una selezione necessariamente va fatta. Allora in che cosa ci si sta indirizzando? Non so, i siti web prodotti dalle pubbliche amministrazioni, i siti web culturali. Volevo capire un po' se ci sono degli sviluppi in questo senso. Invece per i colleghi della Fondazione Banco di Napoli, allora, se ho capito bene, il progetto, dopo il progetto europeo è stata creata una cooperativa europea. Il software quindi è di proprietà di questa cooperativa? E che sviluppi avrà? Cioè, com'è l'aspetto, come dire, questo software qui è appunto finanziato dal pubblico, quindi immagino debba essere una cosa, un software aperto. Volevo capire un po' più, insomma, sul futuro che potrà avere questo software e la utilizzabilità da parte di altre istituzioni culturali.
Sì, dunque io ho partecipato finora a una riunione proprio alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con i colleghi anche di Roma. Si sono analizzati alcuni rilevanti problemi tecnici che ci sono e soprattutto si è fatta una stima, come sempre succede, sui costi e i passi da fare. Diciamo che in questo momento le due biblioteche nazionali centrali stanno riuscendo ad ottemperare all'obbligo di conservazione, però, ripeto, innanzitutto parliamo di deposito legale e delle teche digitali, cioè ciò che noi vediamo per esempio in internet culturale è ben conservato, ma non rispecchia, ancora non rispetta gli standard propri della conservazione digitale, cioè parliamo di triplice copia, di distanza di 200 km fra i siti di conservazione. Appunto in questa riunione abbiamo parlato del costo, poi ci si rivolge non a strutture statali, ma per la conservazione bisogna giocoforza rivolgersi a chi queste infrastrutture le possiede già, quindi gli operatori sono quelli dell'ITC a tutti noti, e il costo per terabyte di conservazione. Non mi risulta che si parli della conservazione dei siti web. Ripeto, io ho sentito parlare solo, e credo che il progetto preveda gli oggetti digitali nati come tali, quindi oggetto di deposito, e le teche digitali prodotte per ora dalle 3 biblioteche che stanno lavorando a questo progetto. L'idea è quella di allargare appunto a tutte le biblioteche questa possibilità, ma non siamo magazzini digitali, non è internet archive, cioè quei siti che recuperano massicciamente appunto tutto ciò che viene prodotto sulla rete, cioè gli oggetti sono specificatamente questi. No, c'è adesso, deve rispondere. Allora, prima di tutto l'espressione "siamo a carissimo amico" è una cosa di cui farò geloso tesoro, e faremo geloso tesoro perché la trovo bellissima, è proprio veramente un quadro impressionista. E, per quanto riguarda Transcribus, allora Transcribus è stato finanziato, il progetto è finito nel 2019, ma è e resterà gratuito al download. Che cosa si inizia a pagare? Non quest'anno, ma forse dall'anno prossimo. Si inizia a pagare l'uso dei server di Innsbruck, che sono di Innsbruck. Quindi probabilmente al 99% cosa succede? Che fino a un tot di materiale il tutto rimane gratuito. Probabilmente da un tot di materiale in poi, si parla di ragionamenti a pagina, perché ogni documento è una pagina, ma probabilmente si parlerà di mega, come è più giusto che sia, si pagherà una quota annuale, così come le aziende pagano le licenze Photoshop. Il programma è dell'Unione Europea. La cosa che non è pubblica, non è freeware nel senso autentico della parola, è l'algoritmo. Perché sull'algoritmo, cioè quello che c'è dentro il nocciolo duro, non è il programma, è come la ricetta della Coca-Cola, cioè quella è segreta, poi io la posso bere, magari se è finanziata la posso bere per sempre gratis, però sapere come è fatta non lo posso sapere. E infatti questa parte del progetto è stata curata dall'Università di Rostock, che ha i servizi informatici più avanzati all'interno del consorzio che partecipa al progetto. Quindi il programma è scaricabile da chiunque al sito RID ed è usabile da chiunque. Al momento a brevissimo giro non sono previsti costi, i costi ci saranno sicuramente, credo che saranno modulati se sono un utente privato, potrebbe essere gratis per sempre fino a una certa dose di materiale, se sono un'organizzazione con tot dipendenti
Insomma, il discorso è ancora aperto, però non si acquista, il programma non si vende, quello che si vende è lo spazio dei server, ovviamente. Però noi qualche indicazione sulle fasce, sì. il prezzo degli abbonamenti ce l'abbiamo come soci fondatori? Sì, noi se ne parlava di un 10%, correggimi Sergio, perché io di un 10% rispetto alla quota di adesione alla cooperativa. Sì, cose che sono intorno ai 500, 1000, 1500 euro l'anno, quindi cioè per entrare a far parte della cooperativa? per usare i servizi. Per usare i servizi della cooperativa? Sì. Se no lì si comprano le azioni e si entra a far parte della cooperativa, ma quello dà diritto di voto, nel senso che poi partecipi a lì la quota massima è 5.000, massima. una tantum, La minima è 250 euro. sì, immagino anche Dei privati, delle persone fisiche. Dentro la cooperativa? Sì. Perché vabbè, ci sono problemi da qualche punto di vista paralleli a quelli di Europeana o così, il portale europeo degli archivi, sviluppati con progetti europei e poi gestiti in questo caso fondazioni. No? Il caso Europeana e del portale europeo sono fondazioni con appunto. In questo caso la formula è quella della cooperativa, che dovrebbe rimanere aperta come iscrizione e che tendenzialmente da statuto dovrebbe seguire queste linee. Il programma non potrà mai essere venduto perché è finanziato, è proprio legato al progetto. La cosa che si può vendere è lo spazio dell'uploading dei documenti, l'allenamento del modello, perché come detto quello fa parte del nocciolo privato che fa capo alla cooperativa, ma per il resto no. Comunque noi, devo dire la verità, la cosa che ci ha convinto è che anche i costi di utilizzo, così come la parabola di apprendimento del programma, non ci sono sembrati da far tremare le gambe, altrimenti non ci saremmo incamminati su questa strada. Nel senso che 3 licenze di Photoshop dovrebbero costare, 3 licenze di un programma Adobe dovrebbero costare complessivamente di più di quanto costa utilizzare Transcribus. Scusa, c'era una domanda qui. Sì, posso fare? Io vorrei parlare qualcosa riguardo alle donne. Ho fatto una ricerca abbastanza lunga anni fa nell'ambito della società medievale veneziana. Allora, la società veneziana è del tutto particolare in quanto, essendo una società mercantile, gli uomini vanno fuori e danno delega alle mogli di lavorare il loro patrimonio. Tanto è vero che poi possono usufruire del profitto, del ricavato. Ne possono usufruire lasciandolo in testamento e a volte anche costituendo delle compagnie. Ci sono delle famose compagnie della seta. Quindi le donne veneziane hanno una capacità d'agire. Io mi domando, so che avevamo fatto qualche tentativo di paragone con le donne invece fiorentine, ma le donne fiorentine erano molto belle, eleganti, intellettuali, invece le donne veneziane addirittura dovevano vestire molto semplicemente perché il provveditore alle pompe, le pompe nel senso di pompa di estetica, insomma, dovevano vestire di scuro e portare solo le perle. E quindi è venuta voglia, insomma, desiderio di fare questa ricerca in questo senso. Mi domando se in altre aree questo desiderio, questo studio è stato fatto. Questa è la mia domanda, sì. O mai se si farà, insomma. No, in realtà... Il microfono. Arrivo, sì.
In realtà sì, ricerche si sono fatte di tutti i tipi, io provengo dall'area romana, quindi posso fare riferimento al progetto romano, però ecco un parallelo sulle tematiche rispetto alle diverse donne di diverse aree non è mai stato fatto, come non siamo mai riusciti in questi anni, nonostante l'avessimo tentato, a creare fra tutti i gruppi di ricerca una rete, un dialogo, diciamo è avvenuto magari sporadicamente, ma ecco anche con Michela, no? Tante volte ce lo siamo detto nei vari convegni, ma perché non creiamo una rete, dialoghiamo, mettiamo a confronto i nostri progetti di ricerca, quello che è venuto fuori, beh, non ci siamo riusciti. Quindi sì, la Società Italiana delle Storiche, però diciamo anche i risultati, no? Delle varie ricerche, dei vari progetti, dei vari censimenti non sono riusciti a dialogare fra di loro. Prendiamo per esempio il progetto fiorentino, il progetto romano, che sono molto simili. Ci siamo visti più volte, però ecco, anche avere delle banche dati completamente diverse, con metodi diversi, quindi diciamo ecco, però è tutta una storia da fare, da tracciare, sì, con tanti punti di vista diversi rispetto alle aree diverse. Quindi insomma c'è molto da fare, ecco, rimboccarsi le maniche e fare, approfittando anche della grande quantità di documentazione che riusciamo a far riemergere, no? Sì, perché qui salta fuori una donna attiva, cioè il caso di Nolo per esempio è fatto da 4 donne che realizzano un'ancora. Certo. Insomma sono delle donne che... Sì. Beh, ultimamente c'è il bel libro di Tiziana Plebani, no? Che è uscito sul... Sì. Va benissimo. Francesca? Una piccola domanda tecnica. Volevo sapere, avete parlato di quei registri che mi sembrano dei repertori, con i nomi, cognomi, il numero. Avete parlato il numero è una sorta di IBAN, ma in realtà, cioè, mi domando, rimanda a una carta di un certo registro, e quindi voi avete istituito il collegamento tra le unità archivistiche, insomma tra i numeri. Ecco, è prevista anche la digitalizzazione delle carte di questi registri, da cui si vedrà poi insomma l'entità dei prestiti oppure delle cose, oppure è rimasta solo una schedatura nominativa? Cioè, bene, grazie. Su cui ci interroghiamo spesso. Allora in realtà no, abbiamo in ballo un prosieguo del progetto, un'estensione del progetto dalla Pandetta alle altre 2 unità archivistiche che sono associate, cioè il libro dei conti, dove ci sono entrate e uscite del conto corrente della singola persona. Da quel libro, che è il libro maggiore, si passa a un terzo libro, il giornale Copia Polizze, dove c'è la causale di pagamento riferita al singolo movimento bancario. Abbiamo in cantiere delle richieste di finanziamento, perché un po' di aiuto ce l'ho, con la Regione Campania, che prevedono potenzialmente la digitalizzazione con questo sistema di lettura semiautomatica del testo manoscritto con la Regione Campania. Quindi c'è in animo di passare alla digitalizzazione anche delle altre unità archivi, sempre a campione. Ovviamente a un campione ragionato. Noi abbiamo tagliato corto prima, noi abbiamo scelto i primi anni di vita dei banchi pubblici napoletani, che iniziano la loro attività a fine 500, e quindi abbiamo preso in considerazione quello scorcio del XVI secolo, circa un 20-25 anni. C'è questa possibilità, tra l'altro, come forse sinteticamente è stato detto prima da Andrea Zappulli, ora lavoriamo su un documento che è complesso perché è una tabella, quindi l'allineamento nome, cognome e numero di pagina non è banale per il computer, che ovviamente vede le linee perfettamente orizzontali. Viceversa, andando su un testo che ha una forma e una struttura a libro, quindi righe complete, per la macchina è molto più semplice seguire la lettura sinistra-destra, e noi siamo molto curiosi di sperimentare il riconoscimento automatico del testo manoscritto su questo tipo di scrittura. Attualmente non l'abbiamo mai fatto, speriamo di farlo. Avvocato Dallaride?
Solo per ricollegarmi all'intervento della professoressa Migliardi, per appoggiare quanto ha detto la professoressa, in quanto la donna veneziana, a differenza della donna romana o della donna longobarda, che erano sottoposte rispettivamente alla manus del marito o al mundio, è una donna indipendente, ha capacità giuridica ed agire, e quindi amministrava questi patrimoni e utilizzava come strumento di pressione per difendersi dalla sopraffazione maritale il testamento. C'è uno studio di testamenti esistenti presso l'Archivio di Stato di Venezia, cosiddetti testamenti al femminile, in cui, relativi a un anno, mi sembra il 1348, in cui si riporta una serie di testamenti femminili in cui la donna si vede che amministra il suo patrimonio e usava anche per difendersi, per esempio di fronte alle pretese. Ce n'è una molto interessante che di fronte alle pretese del marito che voleva divorziare dalla donna, e dice sì, mi pare si chiamasse Pierino, così, sì, divorzia pure, tanto poi mi deve restituire la dote, perché la dote non passava in proprietà del marito ma veniva solo data in uso e andava restituita al momento dello scioglimento del matrimonio. E quindi di fronte alla paura che che doveva restituire la dote, di cui la moglie poi avrebbe, anzi la voleva ammazzare, ha detto tu ammazzami pure, tanto poi io prima faccio testamento, do i beni tutti ad altre persone, parlava di un vicino, e tu rimani disastrato. A questo punto il marito cambiò idea e piuttosto che ammazzare ritornò con la moglie, punto per non essere spossessato. Quindi c'è tutta una tipologia su queste memorie femminili che è molto interessante. Mi congratulo la professoressa Venzo che ce l'ha portata. Grazie. Grazie a voi. Dimmi. Prego. Quello dei, tanto si sente, c'ho la voce alta, quello dei testamenti e degli inventari dei beni, soprattutto post mortem. Sono documenti interessantissimi che noi tra l'altro abbiamo trascritto per tutte le famiglie nobili romane, sono consultabili sul sito Osservatorio su Storia e Scrittura delle Donne, che è presso l'Archivio di Stato di Roma, perché abbiamo ritenuto proprio che i testamenti e gli inventari post mortem fossero proprio espressione di quelle che erano poi gli affetti, le intenzioni e anche lo status delle donne. Insomma, meritano un'attenzione particolare, infatti negli ultimi decenni sono stati proprio oggetto di molti studi. Insomma, rientrano, anche questi li abbiamo considerati documenti del sé in qualche modo, no? Perché esprimono proprio la mentalità, gli usi, insomma, tutto come si dice, il background della persona che fa testamento oppure che lascia memorie di sé in questi inventari post mortem, che registrano proprio stanza per stanza, oggetto per oggetto, tutto l'habitus dell'abito della persona che appunto viene dalla defunta. Altre domande? Stefano, direttore della Biblioteca Universitaria di Padova, se non erro. Tutti pro tempore. Grazie, buonasera. Sempre tornando al tema delle donne, quindi prima mi sembrava che era il 1921 l'anno in cui appaiono le donne come archiviste nell'amministrazione degli archivi di Stato, 1921. Sì, appunto lancio questa ipotesi di lavoro, perché nelle biblioteche statali invece le donne appaiono una generazione prima, tanto che per esempio alla Marciana, sia pure come supplente, perché muore il direttore, quindi provvisoriamente viene nominata come direttrice una donna nel 1920, però già prima, nell'epoca giolittiana, appaiono le prime bibliotecarie. E una volta a un convegno di storia delle biblioteche io ho chiesto proprio, ma è un fenomeno particolare, comune? Allora una bibliotecaria più esperta, molto esperta in storia delle biblioteche, mi disse che siccome la professione bibliotecaria era vista come connessa al ruolo dell'istruzione, le biblioteche tra l'altro erano parte all'epoca del Ministero della Pubblica Istruzione, mentre gli archivi erano col Ministero degli Interni, allora il mondo dell'istruzione era comunque già stato aperto al mondo femminile, pensiamo soprattutto al ruolo delle donne come maestre elementari, ma anche poi via via. E quindi per questo motivo la professione del mondo della biblioteca era stata aperta al mondo delle donne. Allora mi chiedo se invece questo
se c'è effettivamente, lancio appunto come spunto di lavoro, un ritardo di una generazione nel mondo degli archivi, perché essendo Ministero degli Interni, quindi altro mondo, non c'era questo atteggiamento di, invece delle biblioteche, mondo dell'istruzione, quindi già aperto alle donne in precedenza. Grazie. Se tu forse hai dimenticato quel film di non so quale regista, ah sì, Frank Capra, in cui c'è una vita meravigliosa, che lui rivede tutta la sua vita, se non ci fosse stato lui, e la ragazza era una bibliotecaria triste e sola. Scusa? Le donne non avevano ancora piena capacità giuridica fino al 1919, quindi diciamo, gli archivi che invece avevano una vocazione meramente più amministrativa erano portati ad escludere le donne in quanto appunto non detentrici di questa piena capacità giuridica. Bene, se non ci sono altre osservazioni, io vi ringrazio davvero per la vostra presenza, i relatori, ma anche chi ha seguito con tanto interesse, e do un'informazione di servizio. Chi vuole venire stasera per stare insieme e fare una piccola cena può venire qui alle 7 all'Ateneo Veneto, qui davanti, sì. Sì, partiamo da qui, così vi accompagno, altrimenti vi perdete nei meandri veneziani.